Buongiorno a tutti e buon sabato, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio nella prima parte Vincenzo Rescigno, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, poi canteremo insieme a Alessio Colautti, quindi se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al numero che vedete in sovraimpressione oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente la nostra rassegna stampa, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo per questo fine settimana, dalle previsioni un po' incerte. Allora vediamo che cosa ci riserva appunto questo fine settimana. Secondo l'ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia, un fronte passerà nella notte, già passato evidentemente, tra venerdì e sabato. Sabato l'atmosfera sarà più secca e avremo la solita instabilità pomeridiana sui monti, mentre nella notte verso domenica sul nord Italia arriverà una depressione atlantica che interesserà la pianura padana di più rispetto alla nostra regione. Allora, sabato 22 giugno, la giornata di oggi, su pianura e costa, cielo sereno o poco nuvoloso, con atmosfera più secca e gradevole rispetto ai giorni precedenti. In giornata brezza dal mare, anche sostenuta sulla costa. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, mentre al pomeriggio sarà variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco. Nella tarda serata peggioramento con piogge, poi nella notte verso domenica specie a ovest. E qui vediamo la giornata di domenica. Nella notte primo mattino piogge e qualche temporale, specie a ovest in mattinata. Le piogge poi cesseranno, ma il cielo rimarrà in prevalenza nuvoloso o coperto per tutta la giornata. Sulla costa soffierà bora moderata. Questo è il quadro meteo. Andiamo ancora uno sguardo su lunedì. Variabilità con bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura. Non si esclude qualche locale rovescio o isolato temporale dal pomeriggio. Temperature comunque pienamente estive. Questa è la situazione, questo è il quadro meteo in questo cambio appunto di stagione. In effetti ieri c'è stato il solstizio, allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi e cominciamo con il Piccolo di Trieste, il Piccolo nell'edizione di Trieste, che dà conto del silos vuoto e sorvegliato. Ne abbiamo parlato ampiamente anche noi ieri, poi rivedremo i nostri servizi. Individuate 165 persone, ma solo una parte aveva dormito dentro la struttura. C'era chi era arrivato la sera precedente. All'alba l'operazione di sgombero, i migranti trasferiti con i pullman in altre regioni del nord. L'ultimo migrante è stato accompagnato fuori dal silos alle 9:20 di ieri. Da allora il magazzino è vuoto e nel silenzio non rimangono che tende e scarpe abbandonate, testimonianze del passaggio di migliaia di profughi della rotta balcanica. L'immobile di proprietà di Coop Alleanza 3.0 è stato sgomberato, ingressi chiusi sotto sorveglianza, dando così esecuzione all'ordinanza firmata dal sindaco di Piazza. I richiedenti asilo sono stati trasferiti in altre regioni del nord. Coop Alleanza è pronta per la vendita dell'immobile. Ora è pronta la vendita, infatti il titolo dell'altro articolo. Vediamo anche che si parla nuovamente di Varsila e ne parleremo sicuramente ancora oggi. Altra fumata nera, solidarietà da prorogare, il confronto in vista del subentro di MSC. Il caso a Monaco per gli europei, l'ex calciatore con la scritta Trst Jenaš sulla bandiera, europei, Slovenia, Serbia, Ivan Kočman, volto della società calcistica Kras, alla bandiera slovena con questa scritta. Poi Teatro Verdi, stagione al via con Traviata, tornano Oren e Venezzi. Queste le novità per quanto riguarda il Teatro Verdi. Andiamo ancora a vedere le altre notizie. Allora si parla di autonomia, Lega in piazza, Fedriga basta menzogna e la manifestazione e il dibattito sulla riforma. C'è l'intervista anche all'economista Cottarelli, legge pasticcio crea soltanto più burocrazia, dice. Le nuove sfide, il convegno, l'intelligenza artificiale in sanità, 700 professionisti a confronto a Villa Manin. Poi ancora la bolla in cui siamo prigionieri, il commento di Pieraldo Rovatti e poi quello di Giancarlo Coroi, rischi della spirale industriale. Ancora il lutto, addia
addio a Vera Slepoi, voce dell'anima, e poi il caso i banditi nella villa di Roberto Baggio. Dunque, vediamo ancora il piccolo, sempre della edizione di Gorizia. PNRR speso il 16% dei fondi, l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in Friuli Venezia Giulia, usati 75 dei 582 milioni investiti. Zilli, l'assessore regionale, dice in anticipo su molte fasi procedurali. Poi anche qui il rogo ha preso origine da un furgone parcheggiato in un capannone, nessun ferito, fiamme e fumo in una fabbrica, paura a ronchi dei legionari. Ancora vegetazione e arbusti infestano le mura del castello di Gorizia. Chef Klugman, recuperata l'argenteria rubata. E poi energia sostenibile a Monfalcone, parte il piano risparmi. Andiamo a vedere altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi, vediamo i quotidiani nazionali, vediamo se riusciamo a cambiare la pagina appunto della schermata del computer. Eccola qui, allora, Corriere della Sera. Anche qui Lega sul MES, sfida aperta con l'Europa, Salvini e follia, Giorgetti votarlo ora no, non possiamo approvarlo, e sale sulle ferite. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al vertice Ecofin in Lussemburgo sbarra la strada al MES. L'Italia è l'unico paese a non avere ancora approvato il meccanismo di stabilità. Rincara la dose il leader della Lega Matteo Salvini, non lo ratificheremo mai perché si tratta di una follia europea, lo approvino gli altri, all'Italia non serve, dice. Autonomia, l'escamotage per evitare il referendum, legge agganciata a quella del bilancio. E così si tenta appunto di evitare l'iniziativa invece delle opposizioni. Lavoro, morti e polemiche, il governo più ispettori, il tavolo con i sindacati, Landini della CGIL dice schiavi nei campi. Bolzano, rogo in fabbrica, 6 ustionati, un 35enne stritolato dai rulli a Mantova, sciopero per Satnam. Ancora incidenti sul lavoro, un operaio è morto a Mantova, 6 ustionati a Bolzano per il rogo in una fabbrica. Il governo dice più ispettori, la denuncia di Landini, schiavi nei campi. Feriti e invalidi, il corpo straziato del paese operaio, la piaga degli incidenti sul lavoro. Qui vediamo anche una foto di Baggio, di Roberto Baggio, il campione colpito dai ladri, la famiglia sequestrata, Baggio rapina, shock in casa, ho reagito, provo rabbia, dice. Il comando è entrato in azione nella bella tenuta sulle colline di Altavilla Vicentina, mentre Roby Baggio stava guardando Italia-Spagna, l'hanno colpito in testa con il calcio della pistola, rinchiuso in una stanza con i familiari per 40 minuti, erano in 6 armati e incappucciati. Poi ancora armi dalla Cina dirette in Libia, fermate sul cargo a Gioia Tauro. E poi qui femminicidio a Cagliari, hai fatto tardi, uccide la moglie con 9 coltellate. La Repubblica, lavoro, i nuovi schiavi, anche qui l'approfondimento sulle morti e sugli incidenti sul lavoro, salari da fame, soprusi, nessun contratto e l'agricoltura è il regno del sommerso. Sono 240.000 gli sfruttati come Singh, appunto l'operaio agricolo morto qualche giorno fa. Nell'Agropontino almeno 30 incidenti gravi all'anno non denunciati. Il governo vede i sindacati e promette più controlli. Ballottaggi, il PD tenta la volata a Firenze, Bari e Perugia. Si parla invece delle elezioni locali. Vediamo ancora MES, Giorgetti fa ancora muro e sale sulle ferite. Anche qui riportate queste parole del ministro. Presidente UE, ultima carambola di Enrico Letta. E poi Mélenchon, Macron è finito, o noi o le destre. Baggio picchiato e rapinato nella sua villa. Anche qui una foto di Roberto Baggio appunto nella sua casa, dove è stato rapinato e sequestrato insieme alla famiglia. La Stampa, governo PD, scontro sui caporali, Calderone stretta sui controlli, si tratta su flussi e click day, Schlein provvedimenti vuoti, dice. Oggi la manifestazione a Latina dopo la morte del bracciante Satnam, Dem e 5 Stelle di nuovo insieme in piazza.
quegli atti disumani del popolo italiano, il commento di Valentina Petrini, atti disumani che non appartengono al popolo italiano, parola di Giorgia Meloni, non sono d'accordo, non dopo quello che ho visto in anni di reportage dai luoghi di sfruttamento italiani. Ancora, carissima Swift, il contagio della Swift Onomics è globale, anche le banche centrali monitorano l'impatto di Taylor Swift sull'inflazione. La BCE, il tour della pop star Taylor peserà sull'inflazione. Israele, piano segreto per la Cisgiordania, e poi Putin, il patto con Kim che irrita Pechino, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano, ristoratori, commercianti, notai e company, chi evade di più, chi sono i più propensi all'infedeltà, la mappa del fisco. E qui vediamo media dei redditi dichiarati, le lavanderie 7.000 euro, 8.100 euro i baristi, i ristoratori 8.600, i balneari 14.200, i gioiellieri 17.000. Sotto la povertà i ristoranti hanno un imponibile medio di 8.600 euro, chi paga tutto 56.000, i bar di 7.000, seguono elettricisti, tintorie eccetera. Insomma, viene fatta tutta un'analisi delle varie categorie dell'evasione. Tanto cemento per nulla, l'alibi e la resistenza, mini museo a Milano. Poi ancora così uccidono il Globe Theatre di Gigi Proietti, Gualtieri è inerte, si occupa di altri casi appunto il Fatto Quotidiano. Anche qui autonomia, il risico dei ricorsi Fassina, fa male pure al nord, dice il fronte del no si organizza, obiettivo referendum. Libero, occupa, non paga e martella Libero, Salis confessa e non si pente, l'onorevole di AVS rivendica i reati, la casa io lotto per la gente, ma nei quartieri popolari si vive nel terrore di chi ruba gli alloggi. Bufera, dopo la Spagna, intervista Zoff, batosta salutare, già partito il processo a Spalletti, si parla invece della partita proprio Italia-Spagna. Ancora si fermano le vendite e emergenza casa, l'effetto dei tassi BCE e del piano verde scoraggia appunto, impedisce insomma a tanti di comprare casa. La sinistra sogna un'Europa in fiamme, la demonizzazione dell'avversario, il commento di Daniele Capezzone. Vediamo ancora il Giornale, la finanza cambia idea, errore snobbare Meloni, le consultazioni sulle nomine a Bruxelles, l'analisi di Bloomberg elogia la Premier, merita più rispetto in Europa, sarebbe un errore snobbare Giorgia Meloni che merita il rispetto dai leader europei, l'endorsement a sorpresa arriva dall'agenzia USA Bloomberg, critica con la Presidente di Fratelli d'Italia al momento dell'elezione. Poi via libera il 2 luglio, ITA Lufthansa, ecco i punti del sì. Per quanto riguarda i morti sul lavoro, anche qui stretta del governo contro il caporalato. In fumo 100 milioni, il modello Milano distrutto dalle toghe, assalto alla crescita, decine di inchieste sull'edilizia, scrive il Giornale, allarme del comune, persi investitori e incassi. Poi ancora la sinistra e la clava referendaria sulla partita delle riforme. Ancora il primo bilancio supera il milione, Atenei in mano ai pro Hamas, il conto salato dei danni. Il Domani, isolati su nomine, conti e MES e l'Italietta di Meloni e Giorgetti, così titola il Domani in controtendenza rispetto ai giornali che abbiamo appena visto. Autonomia, tutte le incognite sui soldi per i LEP e sui referendum. I partner bocciano le ipotesi di modifica del trattato, lo stallo complica la trattativa per avere più flessibilità. Nel PD si lavora per puntellare l'alleato Conte, presto il via a una cabina di regia nel campo largo in Parlamento. Poi lo spirito della Costituzione, perché i partiti devono tornare al finanziamento pubblico, questa è l'opinione di Stefano Bonaga e Andrea Morrone. Lo Stato non si faccia usare da una tigre di carta, Rosaria Capacchione sempre sul Domani, i dubbi sul boss Schiavone. E poi il caso Singh e omicidio, serve più Stato. E dopo il dramma di Latina parla l'ex ministra e bracciante Bellanova, il governo assente.
Andiamo ancora a vedere il Sole 24 ore molto rapidamente, energie rinnovabili, pronte le correzioni per salvare 12 miliardi del fotovoltaico. E poi ancora big del pharma, dopo il Covid arriva la stagione dei tagli, il trend del settore. Aziende che hanno annunciato tagli da inizio anno sono 100. Borse Milano giù con le banche, e poi ancora patto UE, tetto di spesa per tagliare il deficit di 12 miliardi l'anno. Andiamo a vedere ora nuovamente sul piccolo di Trieste le pagine interne che riguardano in particolare lo sgombero del Silos, che è avvenuto appunto ieri mattina, come vi abbiamo ampiamente riferito nei telegiornali. Eccolo qui, Silos libero e sorvegliato, migranti trasferiti in altre regioni del nord. Lo sgombero delle forze dell'ordine assieme a Protezione Civile, Asugi e UNHCR. Individuate 165 persone, ma solo una parte aveva dormito dentro la struttura. In 80 minuti impiegate 210 unità e 5 pullman. Nelle operazioni di ieri, durate 1 ora e 20 per la sola fase di sgombero, sono stati coinvolti 170 operatori delle forze di polizia suddivisi tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. C'erano anche operatori della prefettura, sanitari, Asugi, vigili del fuoco, volontari e funzionari di protezione civile, operatori appunto UNHCR, deputati a fornire alle persone migranti presenti un'adeguata e piena informativa legale sulle operazioni in corso e sulla possibilità per i richiedenti asilo di ricevere ospitalità nei CAS. Allora, rivediamo insieme il nostro primo servizio realizzato proprio ieri sullo sgombero del Silos. Vediamo. Il Silos è stato sgomberato, la struttura di via Flavio Gioia è vuota e sono già iniziati i lavori per alzare la rete metallica al fine di impedire d'ora in poi qualsiasi accesso. Di fatto si chiude un'epoca, tutti si augurano che questa triste e lunga pagina di cronaca triestina rimanga solamente un ricordo. Le operazioni che hanno dato seguito all'ordinanza firmata dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sono iniziate alle 8 di questa mattina e si sono concluse in poche ore. Nessuna resistenza dei migranti, nessuna tensione. Sul posto la polizia con il reparto celere di Padova, la Polfer, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Protezione Civile e il personale di Coop Alleanza 3.0, proprietaria del Silos. Dietro l'edificio i gazebo allestiti dalla Questura e Asugi per i controlli di identificazione e sanitari. Presenti anche gli operatori di varie associazioni, Linea d'Ombra, ICS, Caritas, c'erano anche gli interpreti per aiutare con la comunicazione. A tutti i migranti presenti questa mattina dentro la fatiscente struttura sono stati consegnati anche cibo e acqua. Sono 18 i migranti irregolari che erano presenti nel Silos, che in tutto ospitava circa un centinaio di persone. Sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione in questura, faranno richiesta di asilo. Gli altri migranti sono risultati in regola, gli è stato consegnato un braccialetto identificativo e hanno potuto accedere ai controlli sanitari. Tutte le persone sono risultate in buone condizioni di salute. Organizzato subito il trasporto tramite pullman e furgoni verso altri siti di accoglienza, come il campo scout di Prosecco e altre destinazioni in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma si deve mettere in moto subito anche la macchina dei trasferimenti per portare alcuni di questi migranti in altre regioni d'Italia. La polizia locale, già dal primo mattino, aveva provveduto alla chiusura della via di accesso al Silos per permettere che tutte le operazioni avvenissero senza intoppi. E queste dunque le operazioni, la cronaca delle operazioni da parte del nostro Gianluca Paladin, che poi ha intervistato anche i responsabili del Coop Alleanza 3.0. Vediamo anche qui sul giornale che dice appunto normalità ripristinata, Coop Alleanza 3.0 ora è pronta alla vendita. Un immobile con 44 arcate in pietra, 290 metri di lunghezza, attende delle complesse pulizie per essere messo sul mercato. Le trattative sono avviate e c'è già una disponibilità preliminare, quindi sentiamolo direttamente dalle parole del responsabile di Coop Alleanza 3.0. Siamo in una fase avanzata di trattative, non abbiamo ancora chiuso, però siamo in una fase avanzata di trattative.
Coppa Alleanza 3.0 ha già gli acquirenti alla porta, il silos sta per essere venduto e le trattative sono in fase avanzata. È il tassello che mancava, la notizia che apre gli scenari futuri, perché il problema è tutto lì. Il vincolo delle belle arti impedisce in questo momento di abbattere la struttura. Chi subentra ha evidentemente idee chiare sul da farsi, ristrutturazione? Forse. E poi quale sarà la destinazione del fatiscente silos? Intanto, ripetuto come leitmotiv, anche i referenti di Coppa Alleanza 3.0 avvertono: quello di oggi non chiamatelo sgombero. Una situazione di normalità, perché la normalità era avere persone dentro un immobile pericolante a rischio crollo e senza nessun tipo di servizio igienico, per cui finalmente ripristiniamo una normalità che sta dentro le leggi internazionali, la Costituzione e le leggi dello Stato, quindi questi richiedenti asilo andranno in posti idonei a supportare il percorso, quindi non parlerei assolutamente di sgombero. Come vedete l'operazione, grazie anche a un impegno straordinario delle forze dell'ordine e a una costruzione molto puntuale dell'operazione, si sta svolgendo nella massima tranquillità, quindi non parlerei di sgombero, parlerei di ripristino della legalità. Il futuro della struttura poi bisognerà anche capire, perché ci sono una serie di vincoli, insomma non è che può essere banalmente buttata giù, per dire. No, la struttura è vincolata dalle belle arti, considerate che qua c'era un progetto di ristrutturazione che è stato presentato 15 anni fa in comune, quindi sta andando avanti l'iter. Noi in questo momento stiamo ragionando sulla vendita della struttura perché non rientra più nei piani strategici di Coppa Alleanza. Allora, queste appunto le parole del responsabile portavoce di Alleanza Coppa Alleanza 3.0. Allora ora ci colleghiamo invece con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Roberto Leonardi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è la situazione questa mattina? Le chiedo, e poi se ci sono delle segnalazioni specifiche per oggi. Allora, dunque, per oggi cose particolari che riguardano la viabilità ordinaria non ve ne sono, perché ci sono sempre i soliti mercatini che però non riguardano, come l'ho detto, la viabilità ordinaria, perché c'è nella Loggia, in Piazza Goldoni, in Capo San Giacomo, in Piazza Valmaura e in Ponta Rosso Bellini, Casa di Risparmio. La cosa che invece volevo segnalarli per la nottata di questa notte è che ci sarà lo smontaggio di una gru posta in salita di Greta, perciò c'è un'ordinanza che interdisce il transito, nello specifico da Barbariga a Cisternone dalle 4 di questa mattina sino alle 24. Viene modificata tutta quanta un po' la linea della Trieste Trasporti, nello specifico sulle linee 26 Barata, 42, 44 e linea 38, ma questo lo trovate sul sito della Trieste Trasporti. Mi perdoni, è già in vigore oppure dalle 4 della prossima No, notte? dalle 4 di questa notte, dalle 04 AM, perfetto. fino alle 24, appunto perché devono smontare questa gru. Per tutta la domenica. Esattamente, tutta la domenica, in poche parole, dalle 4 di mattina fino alle 24 di domenica. Un'altra cosa che le voglio segnalare, ma ne avremo modo di parlare più avanti, è che noi cominceremo anche degli sgomberi per il G7, e nello specifico, ma ripeto, poi è abbastanza complicatino perché è a fasi. Diciamo che nella giornata del 24 giugno cominceremo con le rimozioni su via del Teatro Romano lato destro di sali di parcheggio ad alta rotazione, perciò praticamente da Parco San Giusto al Diespar di Largo Riborgo. E nel giorno 25 invece cominceremo a rimuovere via Mercato Vecchio e lato Palazzo della Regione. Non vado oltre perché è troppo lontano, avremo modo di ribadire di giorno in giorno, perciò mai come adesso fare attenzione alla segnaletica posta in queste vie e su tutta la parte delle vie delle rive Diaz, Cadorna, e le ripeto, non vado oltre perché poi ci sarà anche qualcosa al bivio di Miramare, però se no poi facciamo confusione, facciamo confusione perché è tutto quanto fatto a scaglioni di giornata in giornata, perciò io oggi vi ho detto quello che sarà. E mai come oggi stare attenta alla segnaletica, quei divieti che hanno sul retro magari appunto la data di inizio, l'ordinanza posta, e soprattutto guardare anche cosa c'è scritto dietro alla segnaletica posta.
Perfetto, grazie mille. Okay. Allora buona figuri. giornata e buon lavoro in questo sabato Buona giornata estivo. a voi. Grazie molte. E noi proseguiamo, allora sicuramente avremo modo di parlare ancora abbondantemente del G7, di tutte le operazioni di avvicinamento, quindi attenzione a partire proprio da lunedì 24 giugno ai segnali stradali in città, in particolare poi nella zona del centro, ma poi ci saranno anche altre zone interessate. Allora, torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, vediamo che c'è questa polemica, l'abbiamo già vista in prima pagina, Trst Jenaš sulla bandiera slovena, un caso il gesto dell'ex calciatore, Kočman, già attaccante vicino al Kras, conferma e sostiene la scritta, il padre presidente, il club è estraneo. Poi ancora vediamo invece sull'asilo nido pubblico-privato il no di Brandi, fra l'altro ex assessore all'educazione, boccia la delibera. La consigliera comunale di Forza Italia vota contro l'atto della stessa giunta di piazza sulla nuova struttura di Roiano. Non era nel programma, dice il testo, e dunque rinviato. La commissione sulla gestione appunto del servizio stop alla proposta di delibera sulla modalità di gestione del futuro asilo nido di Roiano. Ieri doveva essere il giorno in cui la quinta commissione consigliare discuteva sul provvedimento misto pubblico-privato dell'istituto educativo riservato ai bambini in età prescolare di imminente apertura, un'ultima tappa prima della discussione ed eventuale approvazione in Consiglio Comunale di lunedì, ma la delibera, una volta messa ai voti, non è stata licenziata e almeno per il momento non arriverà in aula, quindi una norma contestata anche da parte della stessa maggioranza. Anche noi abbiamo realizzato un servizio sulla commissione proprio che si è occupata dell'asilo nido a Roiano. Rivediamo insieme il nostro servizio. La maggioranza va sotto coi voti in commissione. La delibera sull'asilo di Roiano e la concessione al privato del servizio educativo dovrà ritornare in aula e sarà probabilmente oggetto di qualche modifica. L'intervento della consigliera di Forza Italia Angela Brandi, ex assessore all'educazione, e il suo voto contrario al testo presentato dall'assessore De Blasio spaccano in questa seduta la maggioranza, per la gioia dell'opposizione. Che le distanze fossero ampie fra le parti sui criteri alla base della delibera era chiaro da tempo e lo è stato anche oggi durante la seduta. La nostra valutazione è che il comune, l'amministrazione comunale può sostenere quest'asilo, può sostenere questo ampliamento di posti, ma a determinate condizioni. Non si può scegliere di dare ai privati un asilo nido meramente basandosi su un calcolo di convenienza economica. L'esponente della Giunta ha difeso la scelta di lasciare al privato la gestione dei servizi educativi all'interno di un istituto che è e rimane di proprietà comunale. L'obiettivo della Giunta è aumentare i posti nido in città, un percorso non facile, ha dichiarato De Blasio, ma perseguibile solo a determinate condizioni. Fra gli interventi dei consiglieri d'opposizione la principale critica risiedeva negli aspetti economici inseriti nel documento, ma anche per quelli legati ai contratti dei lavoratori, i quali non saranno alle dirette dipendenze del municipio. Un'amministrazione pubblica non può arrendersi davanti alla propria responsabilità in campo educativo dicendo che non ci sono le risorse. Prima va a cercarle ovunque si possano trovare. Secondo, vi dico, provate a bussare al ponte di Piazza Organ e forse di quel miliardo qualche soldino per aprire il nostro asilo di Roiano si potrebbe trovare. Noi siamo chiamati per il nostro mandato a fare ciò che serve, non ciò che piace, guardare agli strumenti e alle azioni con la responsabilità, con la consapevolezza di una responsabilità che ci impone, che ci è imposta nei confronti della collettività, di tutta la nostra comunità cittadina e nazionale. Questa è dunque la vicenda dell'asilo di Roiano che farà evidentemente ancora discutere un bel po'. Allora, andiamo ancora a vedere sempre il giornale, il piccolo di Trieste, poi dovremo andare in pubblicità. Allora, le poste di via Santa Caterina resteranno chiuse per un mese, questa è l'informazione, i lavori di manutenzione. L'ufficio postale quindi di via Santa Caterina resterà chiuso da lunedì fino al 26 luglio per effettuare alcuni lavori
infrastrutturali. La notizia emersa nei giorni scorsi, come già ricordato, non è operativo anche l'ufficio postale di Muggia, già dal 20 giugno, sempre per opere di sistemazione degli ambienti interni che proseguiranno fino al 3 luglio. Ancora nessuna novità intanto per via Combi, dove lo spazio è inagibile ormai dallo scorso novembre, chiuso da giugno 23 anche quello di via Caboto, ma la vera novità è la sede di via Santa Caterina, particolarmente frequentata e centrale. L'avviso è stato fissato sulle porte d'accesso nei giorni scorsi in modo da avvertire per tempo la numerosa clientela. Sospese le ricerche di Stanca, nessuna notizia di Bruno, erano già state sospese anche le ricerche per il signore, appunto l'86enne Bruno Makarovic, come per Stanca Moccole, la 69enne, entrambi scomparsi nel nulla a distanza di poche ore l'uno dall'altro e anche pochi chilometri. Dopo quelle per ritrovare l'86enne Bruno Makarovic si fermano anche le ricerche utili a rintracciare Stanca Moccole, la 69enne, della quale non si hanno più notizie dalla scorsa domenica. La donna è originaria di Precenico ma è residente a Sales, soffre di Alzheimer. Un tavolo in prefettura con tutte le realtà che hanno partecipato alle operazioni di ricerca giovedì sera ha preso atto della necessità di sospendere l'attività sul campo, visto che ogni indirizzo possibile è stato esplorato senza trovare traccia della donna. Gli organi competenti, la comunicazione del sindaco di Sgonico Monica Hrovatin, a riunione terminata, hanno deciso di sospendere le ricerche della signora in attesa di nuovi elementi che possano dare adito alla riattivazione. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la rassegna stampa. Bentornati in diretta, allora andiamo a vedere ancora le notizie e ci spostiamo sui giornali nazionali, in particolare sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere la terribile esplosione in fabbrica a Bolzano, 6 operai ustionati, 4 sono gravi, le fiamme dopo la mezzanotte di giovedì, mai vista una scena così, l'ipotesi di un'anomalia nel forno, indaga il PM. E poi c'è un'altra vittima in un'azienda nel Mantovano, aveva 35 anni, aveva iniziato il turno di lavoro in fabbrica da nemmeno un'ora quando è rimasto schiacciato tra due rulli di un macchinario per la laminazione. Così ha perso la vita Mirko Schirolli, operaio 35enne di Rivarolo Mantovano in Lombardia. Ancora andiamo avanti, il governo promette più ispettori e controlli e studia gli incentivi per le imprese virtuose. La ministra Calderone e i sindacati, guerra al caporalato. La vedova di Satnam sola e impaurita, permesso di soggiorno per aiutarla. Latina, l'inchiesta sul bracciante morto, il datore di lavoro avrebbe fatto sparire i telefonini. Questa è la vicenda appunto che abbiamo visto anche nei giorni scorsi, la vicenda terribile di questo bracciante agricolo. Nei campi 230.000 vittime del caporalato, braccianti sfruttati, contratti fantasma, vita nei ghetti e paga minima che arriva a 2 euro per un'ora di lavoro. Pesano anche le piccole dimensioni di tante aziende. Questo è l'approfondimento del Corriere. Autonomia, invece si parla anche dell'autonomia, ricorsi e firme contro. Alcune regioni pensano alla consulta referendum, l'Emilia Romagna non può e manca il quorum. Queste vediamo le notizie, la riforma dà vantaggi, Bonaccini la voleva e Schlein era la sua vice, Foti, le intese con i LEP si faranno solo se ci sono le risorse. Insomma il dibattito è sicuramente molto vivace ancora sulla autonomia. Salvini festeggia sul palco con Zaia e rilancia: siamo solo all'inizio, il leader attacca i chiacchieroni, il governatore senza i veneti non saremmo arrivati qui. E qui vediamo appunto i festeggiamenti per questa nuova legge. MES, la chiusura di Giorgetti, chiederlo ora e sale sulla ferita, l'abbiamo visto su tutte le prime pagine dei quotidiani oggi. Il ministro, ratificarlo a breve è impossibile, Salvini alza il tiro, mai è una follia europea. Palazzo Chigi va avanti sulla trattativa per il commissario, il salva stati non c'entra, Meloni punta ad allargare ECR, lunedì vedrà Orban.
Ancora, sempre sul Corriere della Sera, caos e accuse intorno a Macron, ci siamo spostati in Francia, nel palazzo troppi scarafaggi, il ministro Le Maire contro i consiglieri vicini a Brigitte, critico anche Philippe, ormai ex macronista. Ancora, occupare le case, pratica giusta, Salis rivendica la lotta e polemica, maggioranza contro la neoeletta di AVS è un reato, fra anni mi ritrovo in queste battaglie. Rientro a Monza, qui vediamo nei giorni scorsi della neoeletta Ilaria Salis, 40 anni dopo la lunga detenzione in Ungheria. Scatta l'ora dei ballottaggi in 14 capoluoghi, partiti alla prova. Domani e lunedì urne riaperte per il secondo turno, le incognite di Perugia e Lecce dopo il fotofinish. Il PD in prima linea a Firenze e Bari per non perdere due comuni simbolo. Andiamo a vedere nuovamente il Piccolo di Trieste. Allora, lavori da 1,5 milioni a Palazzo Rittmeier per insonorizzare le aule del Tartini. Riconfermata la guida del sodalizio il direttore Torlontano. Lavori già partiti, utilizzeremo gli spazi di scuole e Ateneo. Questa è la notizia che riguarda il nostro conservatorio. E poi al Museo Teatrale Schmidl, pannelli tradotti in tedesco dagli studenti del Petrarca. Un percorso turistico nella sede comunale di Palazzo Gobčević grazie alla collaborazione fra il liceo linguistico e Deutsche Zentrum. Poi ancora pescatori, bagnanti e girandole in piazza aspettano l'arrivo della Boramatta. Le raffiche si faranno più sostenute oggi, il culmine arriverà lunedì, si spera possano liberare il mare dalle mucillagini e lanciare l'evento. Leggiamo un po' di questo articolo, dalla danza della pioggia a quella del vento, o meglio della Bora. Attendono le sue folate le 130 girandole color verde posizionate in Piazza Unità per la 9ª edizione di Boramatta, così da regalare il consueto spettacolo dei petali di carta in movimento, ma soprattutto ne invocano l'arrivo bagnanti e pescatori in modo da veder spazzata via la distesa di mucillagini formatasi nel Golfo di Trieste. Quest'ultimo aspetto è, va da sé, il più critico, perché la presenza delle mucillagini, come ormai risaputo, blocca l'utilizzo delle reti e compromette il passaggio delle imbarcazioni nel mare. Il fenomeno è esteso a gran parte dell'Adriatico ed è visibile anche a Muggia, dove il porticciolo ha ormai da giorni assunto per intero una tinta giallognola, una costante pure davanti alle rive, mentre al largo il materiale organico si distribuisce a chiazze. L'allerta gialla prevista per il pomeriggio e la tarda serata di ieri ha fatto ben sperare. Le prime gocce a Trieste sono cadute già al mattino, benché poco abbondanti, e senza dubbio hanno migliorato almeno un po' la situazione. Il vento però non si è fatto sentire particolarmente, quantomeno fino a sera. Il problema è proprio questo: quanto più consistenti sono gli accumuli di mucillagine, tanto più forte è il vento necessario a diradarle. Allora davvero capita davvero a fagiolo, insomma, questa manifestazione Boramatta che si spera richiami, insomma, la Bora. A cominciare dal giardino pubblico, dove alle 10 di oggi si terranno dei giochi rivolti ai bambini, poi per arrivare agli incontri al caffè San Marco dalle 17. Domani gran finale con lo spettacolo degli aquiloni alle 10 in Piazza Unità, mentre le girandole verranno vendute a offerta libera e il ricavato devoluto al rifugio per animali dell'Astad. Dalla sanità alle case ATER, le richieste dei pensionati, il tavolo fra SPCGL di Muggia e l'assessore Birnberg, e poi il libro di Cadelli in biblioteca, Le donne del mito, figure di trasgressione. Noi ieri ci siamo invece occupati della presentazione del libro di Francesco De Filippo, un libro appunto scritto su Trieste. Allora vediamo se riusciamo a farvi rivedere il servizio realizzato ieri dal nostro Umberto Bosazzi. Un ex agente dei servizi segreti, Vincenzo Tagliente, fugge da Napoli e approda a Trieste, dove pensa di vivere senza preoccupazioni particolari, fino a quando l'incontro con una signora slovena trasferitasi negli Stati Uniti non lo porta ad indagare nuovamente e a scoprire un passato torbido ed inquietante. Trieste è un'isola, le prime involontarie indagini di Vincenzo Tagliente, edito da Castelvecchi, è un giallo scritto da Francesco De Filippo, responsabile ANSA per il Friuli Venezia Giulia.
il noir mi consente stilisticamente di poter raccontare una serie di cose che consentono di scoprire la città e che forse con altri stilemi, con altri toni di cui non avrei potuto usufruire. Il volume è stato presentato oggi al Circolo della Stampa nel corso di un incontro moderato da Pierluigi Sabatti. Trieste è un'isola, è un tributo che pago molto volentieri all'italiana, non alla triestina, che pago molto volentieri alla città che mi ospita ormai da quasi 13 anni. Ho impiegato un po' di tempo per capirla, ma poi infine spero di essere riuscito, e quindi mi sembrava giusto dedicare questo libro alla sua storia, che è una storia completamente particolare, diversa dal resto delle storie delle città italiane, a questa città che è bonariamente strabica, da un lato legatissima alle proprie tradizioni, al proprio passato, e dall'altro invece proiettata nel futuro, nella ricerca, nell'avanguardia. Allora, andiamo ancora a vedere i giornali in edicola oggi, sempre il Piccolo, però nelle pagine sia nazionali che regionali. Allora si parla nuovamente anche qui di autonomia, c'è il titolo Orgoglio Lega, a Montecchio in 1000 la festa con Zaia, Salvini, Calderoli e Stefani. Poi vediamo ancora Cottarelli invece che dice un pasticcio che non cambia le cose, c'è solo più burocrazia. Fedriga, l'autonomia non spacca in due il paese, è un'opportunità per tutti, così si esprime il governatore del Friuli Venezia Giulia che attacca alle opposizioni che attaccano la legge Calderoli. Sarà un vantaggio anche per noi, dice, chi cavalca bugie fa un dispetto ai cittadini. E poi naturalmente c'è anche la presentazione avvenuta ieri proprio di questo importante appuntamento sull'intelligenza artificiale, come cambierà la sanità. È stato presentato ieri, da sinistra vediamo appunto Fedriga, Riccardi e Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management in Sanità, alla conferenza stampa proprio di Trieste, e c'eravamo anche noi a questa conferenza stampa per la presentazione di questo evento a Villa Manin che vedrà riuniti oltre 700 professionisti del settore salute, giovedì e venerdì, 2 giorni sull'intelligenza artificiale. Possiamo rivedere appunto il nostro servizio sul convegno proprio sull'intelligenza artificiale applicata alla sanità, in cui hanno parlato il presidente della regione Massimiliano Fedriga e anche l'assessore regionale Riccardo Riccardi. Non vedo ancora pronto il servizio, allora andiamo avanti e vediamo che però possiamo vedere il giornale. Robbioni, snodo centrale, ma serve un approccio basato su morale ed etica. Il direttore della clinica di chirurgia maxillofacciale di Udine sarà tra i relatori dell'evento. È impossibile che la tecnologia soppianti i medici, va gestita e non bisogna temerla. Queste le parole di uno degli esperti che saranno presenti a questo evento giovedì e venerdì prossimi a Villa Manin. Eventi e sport. Arrivano i soldi, la Regione ha erogato 5,6 milioni di euro a 587 enti e associazioni, tutte le assegnazioni dal Teatro Stabile alla Proloco di Staranzano. È sicuramente un articolo molto interessante, tutto da leggere anche per vedere insomma quali sono le realtà che beneficiano di questi fondi dalla Regione. Ma ora vediamo insieme proprio la presentazione di ieri di questo evento riguardante sanità e intelligenza artificiale. Sì, penso che discutere di intelligenza artificiale in sanità vuol dire discutere del futuro del diritto alla salute dei cittadini. Ormai queste tecnologie che si stanno sviluppando sempre di più permettono di migliorare il servizio di salute, migliorare e anche affrontare magari quelle carenze che oggi esistono nel sistema sanitario, penso alla carenza di medici e infermieri, riescono a coniugare e mettere insieme tutto il know-how globale per cercare di dare le migliori risposte al cittadino, anche in termini, penso, di diagnosi o di risposta ovviamente che la persona si attende. Presentato a Trieste il Laboratorio Sanità 2030 sull'intelligenza artificiale che si terrà il 27 e 28 giugno a Villa Manin. Un appuntamento che, come ha reso noto l'assessore alla salute Riccardi, ha l'adesione di 110 aziende, 700 professionisti della salute e oltre 1100 partecipanti. Tra i grandi soggetti sono presenti, ha ricordato il governatore Fedriga, AstraZeneca e Google. Ci sarà
anche Google, con il quale ovviamente stiamo installando una collaborazione molto costruttiva, una multinazionale, penso tra le più avanzate, se non la più avanzata in termini di intelligenza artificiale, e su questo ovviamente siamo orgogliosi che anche i multinazionali, dalle più importanti sono la più importante, scelgano il Friuli Venezia Giulia anche per presentarsi, per presentare il loro know-how. Poi c'era AstraZeneca per esempio sul farmaceutico, ma ci saranno moltissime realtà che saranno presenti a Villamanino. Allora, questa è la presentazione, ma torniamo a leggere il giornale, in particolare Il Piccolo. Ho provato a reagire solo perché vedevo i miei cari in pericolo, parla Roberto Baggio, la testimonianza del campione. Una vistosa benda protegge i punti di sutura sul lato destro della fronte di Roberto Baggio, lo sguardo basso, mille pensieri per la testa. Roberto Baggio cammina lungo il perimetro della sua proprietà con accanto ai carabinieri il cane bracco da caccia, nella speranza di trovare qualche traccia utile a capire da dove siano entrati appunto i ladri rapinatori nella sua tenuta. Il Veneto, terra di conquiste delle bande specializzate, i precedenti sono numerosi in Veneto, ma non soltanto, anche in realtà in Friuli Venezia Giulia. Le indagini dei carabinieri di Pordenone, da donna non potevo non denunciarlo, parla la madre del 29enne accusato dello stupro di una 18enne, quando la incontrerò le chiederò perdono per mio figlio. È un ragazzo gentile, dice ancora, gli avranno dato da bere qualcosa che lo ha sballato. Tensioni intanto con gli altri detenuti, va spostato tra i protetti. La violenza e il rischio di fuga, ora la procura si affida ai RIS. La tragedia del cavalcavia a Mestre, lo ricorderete, l'autobus, le perizie sulla strage del bus, mezzo guasto e barriera vecchia. È stato anche verificato che l'autista non ebbe malori e non si fece distrarre usando il cellulare. Quindi a distanza di 8 mesi dal tragico incidente che ha provocato la morte di 22 persone, l'inchiesta sul bus della linea precipitato la sera del 3 ottobre dal cavalcavia superiore di Marghera stabilisce i primi 3 punti fermi. Il primo, sull'autobus elettrico della Yutong caduto nel vuoto è stata accertata la rottura di un giunto di collegamento che unisce lo sterzo alle ruote del mezzo. Il secondo, il guardrail del cavalcavia era vecchio, senza manutenzione, inadeguato a reggere quell'urto, ma soprattutto presentava un varco, quello spiraglio largo qualche metro nel quale si è infilato purtroppo l'autobus, che poi ha innescato la caduta dal viadotto. Infine, l'ultimo punto fermo, Alberto Rizzotto, autista trevigiano al volante in quei drammatici frangenti, non ha avuto malori e non si è distratto col cellulare mentre era alla guida. Si tratta dei primi risultati delle perizie tecniche disposte dal pubblico ministero. Laura Cameli, titolare dell'inchiesta. Ricorderete insomma la tragedia dell'autobus caduto dal viadotto. Anche qui siamo sulle pagine di Gorizia Monfalcone, c'è naturalmente tutta la cronaca relativa allo sgombero all'alba del silos dei migranti trasferiti, al lavoro le forze dell'ordine, protezione civile, Asugi e UNHCR, 165 persone individuate andranno in altre regioni. E in questa occasione l'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi ha anche parlato della riqualificazione della vicina struttura del mercato di via Flavio Gioia. Quindi chiuso il capitolo del silos, se ne apre un altro, approvata quindi la delibera in giunta comunale per la riqualificazione di via Flavio Gioia, quindi sono in arrivo parcheggi per automobili e per taxi. Risentiamo insieme le parole dell'assessore Lodi. La delibera direi molto importante che approderà in aula lunedì prossimo prevede per la via Flavio Gioia un cambiamento, ovvero un uso pubblico di quell'area che rimarrà quindi aperta al pubblico, sarà un'area che verrà riqualificata a cura di Ferrovie dello Stato, poi sarà il Comune a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria successivamente. Scatta subito il dopo silos. Con una delibera approvata in giunta il Comune di Trieste punta alla riqualificazione di via Flavio Gioia, rendendola fruibile a tutti tramite nuovi parcheggi, ma non solo, un'operazione che vede in prima linea anche le Ferrovie dello Stato. La zona tristemente famosa per il suo degrado avrà un nuovo volto. Ma ciò che è importante è che è stato condiviso con Ferrovie il progetto di riqualificazione che vedrà quindi dei parcheggi a rotazione con i primi 15 minuti gratuiti in modo tale proprio da accedere alla stazione dei treni
quindi una ventina di parcheggi a rotazione e pubblici, oltre a 2 corsie, quindi circa una quindicina di posti taxi, quindi sposteremo la fermata dei taxi da dove si trova in via di Miramare direttamente in via Flavio Gioia, in modo da agevolare anche i tassisti nella loro attività lavorativa, che tra l'altro poi era anche una richiesta portata avanti da tempo. In questo modo andiamo a rendere un'area sicuramente più bella, manutenuta, ma soprattutto più fruibile sia dall'utenza che dai tassisti. Allora, torniamo sul giornale, andiamo a vedere la pagina dell'economia del piccolo. Casa mercato giù e prezzi in salita, le abitazioni nuove ancora più costose. Nel primo trimestre nuovo calo delle compravendite, meno 7,2%. Sui prezzi si è ormai interrotta la fase di rallentamento, quindi sempre più care le abitazioni. Poi ancora andiamo a vedere sempre sul piccolo la nuova fumata nera per Varsila, prorogare la solidarietà a luglio, questa è la richiesta di sindacati dopo il mancato accordo sugli incentivi durante il faccia a faccia di ieri. C'è stata ancora una fumata nera, quindi ne parleremo sicuramente anche oggi, commentando con proprio i sindacati che hanno partecipato al tavolo di ieri. Bomba uccide bambino, papà arrestato, Sebenico, il piccolo ha preso un ordigno trovato in un campo d'addestramento militare dove era entrato con il padre, quindi ora il padre è indagato. Andiamo a vedere ora sempre sul piccolo, sempre nell'edizione però di Trieste, si va al varo della nuova giunta a San Dorigo della Valle, la squadra, Coretti vara la sua giunta ma è strappo dentro il PD. Il sindaco indica la Slovenska Skupnost, per la Slovenska Skupnost il vice Savron e Sormani, più Paoletti di Rifondazione. Al primo partito Vazzi e gli esterni De Polo e Di Donato. Potocco sbatte la porta e se ne va, insomma dice venuta meno la lealtà e trasparenza del circolo. Il gruppo dei volontari festeggia i 30 anni al servizio degli anziani a Duino Aurisina e Santa Croce, qui vediamo una foto del gruppo, e poi andiamo alla pagina della cultura e vediamo che il Verdi apre con Traviata, 2 opere a Daniel Oren, Venezzi nel ratto di Mozart, presentata la stagione lirica e di balletto, oltre a quella sinfonica del Teatro Verdi di Trieste. Primo appuntamento il 15 settembre con Giovanni Sollima assieme alla Società dei Concerti. Allora vediamo insieme il servizio realizzato dal nostro Umberto Bosazzi proprio sulla presentazione della nuova stagione lirica di balletto e sinfonica del Teatro Verdi di Trieste, che comincerà proprio il 15 di settembre e aprirà con la Traviata, insomma un'opera davvero un grande classico. Non vedo pronto ancora il servizio, allora andiamo avanti a leggere, a vedere, a scoprire quali sono ancora altri titoli in programma. 6 opere, un'operetta e un balletto nel prossimo cartellone della Lirica, 6 concerti in abbonamento più altri 2 in collaborazione con la Società dei Concerti di Trieste nel calendario della stagione sinfonica 2024. Oren, Ciampa, Calesso, Venezzi, Desimpeler, Ghiboni, Sollima, Luganski, insomma tanti nomi prestigiosi. Non è ancora calato il sipario sulla stagione lirica in corso, che la Fondazione ha presentato ieri, ha ridotto in conferenza stampa i nuovi programmi di entrambe le stagioni, senza peraltro dimenticare anche l'intensa attività estiva che tra qualche settimana, ha detto il sovrintendente Polo, porterà la grande opera a San Giusto. Polo ha poi sottolineato come si prosegua la collaborazione con la Società dei Concerti e le altre istituzioni musicali cittadine, annunciando anche la partnership col Teatro Comunale di Bologna. Insomma, non si trova il servizio, pazienza, abbiamo letto quasi tutto l'articolo, andiamo ancora a vedere sempre le pagine del piccolo, però l'edizione di Gorizia Monfalcone per vedere anche qualche notizia da quelle città. Qui si parla ancora della legge sul fine vita, intesa possibile
affidabile caso per caso. Amato, urgente arrivare all'approvazione di una legge, dall'affermazione dei principi etici allo sprone al Parlamento. Come vi dicevo ancora, appunto, andiamo a vedere le pagine di Gorizia e Monfalcone scorrendo molto rapidamente. Eccolo qui. Allora, Gorizia parla del suo castello e di queste piante che infestano le mura del castello infestate da vegetazione e arbusti, l'abbiamo visto in queste foto. Sartori della Lega tira le orecchie alla sua maggioranza, manutenzione zero. L'assessore del Sordi dice invece interventi costosi e complessi, valuteremo il da farsi. Qui vediamo la vegetazione selvaggia che infesta appunto le mura del castello di Gorizia. Apertura, cassa e biglietteria, via il subappalto del servizio. Sempre per il castello, la Coop goriziana Museus chiede e ottiene dalla Giunta di dare tutte le impellenze alle ditte udinesi Guarniero e Arteventi e alla triestina Collina. Filo diretto fra la Fenice e il Teatro Verdi, in questo caso Teatro Verdi di Gorizia, sul palco gli studenti veneziani e sloveni. Ancora il tema musicale di Go 2025, sconfigge il maltempo e conquista l'uditorio. Qui vediamo l'esibizione in concerto in piazza Sant'Antonio a Gorizia. Andiamo a Monfalcone, energia sostenibile per edifici e lampioni, entra nel vivo il piano risparmi, iniziato il rinnovo degli oltre 5.000 punti luce della città, addirittura gli interventi al Bonezzi, in partenza quelli al MUCA, al Museo della Cantieristica. Quindi queste le novità per quanto riguarda Monfalcone. Ancora dalle carreggiate ai marciapiedi, oltre 1 milione per 11 strade, in corso le manutenzioni straordinarie finanziate dalla Regione, previsto anche l'abbattimento di una serie di barriere architettoniche, l'operazione che si sta svolgendo proprio in quel di Monfalcone. Per un'altra Monfalcone il manifesto politico scuote il centro-sinistra, Buttignon, Francovic e Legaz fanno appello all'unità di tutte le forze progressiste, i diretti interessati raccolgono l'invito, ci stiamo già lavorando da tempo. Qui vediamo appunto questo manifesto post-elettorale per un nuovo governo a Monfalcone. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro primo ospite, che sarà il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo Rescigno. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, sono le 8.04 e con noi ci ha raggiunto in studio il consigliere comunale Vincenzo Rescigno di Fratelli d'Italia. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, c'è già subito una telefonata, consigliere, quindi la sentiamo insieme, poi leggiamo anche le mail che sono già arrivate al nostro indirizzo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, immensa, splendida Nostra Signora della Televisione. Buongiorno Claudio Visentini è uno dei telespettatori che hanno scritto le lettere, le mail di questa mattina, quindi ce la dice direttamente al telefono. Bene. Con tutto il rispetto per Marco Stabile, che di solito al sabato è lui in conduzione, la sua presenza in video ai miei occhi è assolutamente migliore e gradevole. Grazie Claudio, troppo buono. Saluto il gradito ospite consigliere Vincenzo. Faccio cortese domanda al fine di sapere che ne pensa del risultato delle elezioni europee e soprattutto lei che è militare come spiega il successo del generale Vanacci. Poi qualche mese fa leggevo del servizio di videochiamata per il 112. Sa a che punto siamo? Chiudo chiedendo se verranno riqualificati i cicli dei lapidi sul Colle di San Giusto e auspico che lei consigliere si candidi quando ci sarà il rinnovo del Consiglio regionale. Ricordo molto bene che il Piccolo ha fatto un articolo e lei è il re di approvazioni su Facebook, e io dico anche tra i cittadini,
ne sono buoni testimoni. Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio, buona giornata. Graziella, buongiorno, grazie. Un saluto davvero. Mi sostiene vuole bene anch'io. Allora, il signor Claudio fa un sacco di domande, no? Sono argomenti tutti molto interessanti in realtà. Inizia col cosa ne penso con l'Europa, le ultime elezioni europee, quindi vi è stata, così come le elezioni per l'Europa, per la politica, per le nazionali, in sostanza per le politiche nazionali, le elezioni, quindi anche l'Europa, la politica è stata trionfante, perché alla fine, come è stata trionfante la vittoria della Meloni, è stata anche trionfante l'Europa col centro-destra. Quindi alla fine parlava anche del generale Vannazzi, quindi naturalmente il generale Vannazzi ha comunque posto dei problemi che affliziano i territori, gli antipatici. Quindi critica, vuole esitare discussioni incerti e via. Quindi talvolta capita anche che l'invidia capita che alla fine tocca quando alla fine riesce non più si vede proprio il reggimento come è fatto, ecco. Poi 80 anni. Si parla poi alla fine, per quanto riguarda il Vannacci, si parla anche del fascismo, ma il fascismo per fortuna 80 anni fa è finito, e quindi alla fine credo che non è altro che sbandierarlo nel modo reale. Ritiene che siano attacchi quindi l'Europa, anche sperando che l'Europa in questo modo, con la nuova Europa che si attinge a ricominciare da capo, basta che non sia come in passato, quando mi ricordo si diceva è sconveniente dissi buonanotte o buon Natale in particolare. Quindi ecco, allora in questo caso sperando che il futuro ci sia con un nuovo sistema. Ecco. Che ci sia una novità, insomma, un cambiamento. Allora, una telefonata ancora. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno anche a lei. Fulvio, dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Guardi, io vorrei sempre ripetere le stesse domande, perché sono dei punti fermi, sono sempre là e tutti fanno finta di non vederle. La legge 3054 fa legge della Repubblica Italiana il Trattato di Pace. Il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione dice che l'Italia si impegna a rispettare i trattati internazionali. L'allegato ottavo fa parte degli allegati del Trattato di Pace e tutti quanti in silenzio. Non serve l'opinione o non serve il giudizio di alcuno. Queste sono leggi e Costituzione. E chi dice che non esiste il territorio libero va contro legge e Costituzione, semplice. E se essere italiano, il più bel paese del mondo, vuol dire violare le leggi, vuol dire non essere italiani, anzi andare contro l'ordinamento della Repubblica Italiana, perché si violano leggi e Costituzione, mi scusi la ripetizione. Tutto qua. E vorrei sapere per cortesia se il signor Rescigno che è con lei è andato mai a vedere il Trattato di Pace con i suoi allegati. E cosa Ora glielo dicono? chiediamo, grazie Fulvio. Molto gentile. Grazie Fulvio, buona giornata a lei. Allora, è andato mai a vedere gli allegati al Trattato di Pace? Si riferisce a TLT? Sì, si riferisce a questo. Bene, allora per quanto riguarda il TLT, il Trattato di Pace l'ho letto nel tempo, quindi alla fine è necessario sottolineare che vi è stata pubblicata una sentenza della Cassazione che ha posto la parola fine alla questione TLT. Già
Già nel 1964 ci fu una sentenza della Corte Costituzionale e a seguire negli anni poi il Tribunale e la Corte di Appello di Trieste, dove si evinceva l'insussistenza di uno Stato sovrano chiamato TLT. Quindi poi un altro discorso per quanto riguarda le elezioni amministrative che vi sono state a Trieste, quindi alla fine quando si parla di TLT oppure di trattato di pace, vi sono molto spesso dei candidati per quanto riguarda le liste, per quanto riguarda le elezioni amministrative, ma i TLT e coloro che hanno composto le liste per TLT non hanno avuto un successo per quanto riguarda le elezioni. Quindi i cittadini di Trieste non hanno voluto votare il TLT. Quindi è meglio che ci si propone una ragione, ci si convince che non è un'iniziativa del TLT, sì per l'elezione, ma i cittadini di Trieste non hanno voluto votare il TLT. Quindi è chiaro che non c'è la volontà, insomma. Non c'è la volontà per quanto riguarda i cittadini triestini, non vogliono il TLT. Quindi la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello e altro non hanno accettato, in quanto il TLT non sussiste come uno Stato a sé. Allora, ci chiede la signora Elisabetta, buongiorno, le mucillagini fino a dove si estendono? Verso Monfalcone e dopo la località Boa di Muggia. Signora Elisabetta, non abbiamo proprio contezza degli esatti confini, è un fenomeno che sta investendo in realtà tutto l'Alto Adriatico, da quello che sappiamo dai giornali. Stiamo sperando che arrivi la Bora. Purtroppo sappiamo che da anni ogni tanto compaiono, quindi automaticamente aspettiamo il tempo, cosa farà, ma alla fine prima o poi scompariranno le mucillagini, perché la provenienza, per quanto si voglia capire, è una cosa che diciamo lasciamo ai tecnici, a chi ha competenze per quanto riguarda le mucillagini. A chi ne sa, insomma, sicuramente. Ecco. Allora, Piero invece ci scrive, buongiorno, con lo sgombero del Silos, che era l'altro tema che volevo domandarle, consigliere, sono stati sbandierati diritti su diritti, dice, degli invasori, così la prende, insomma, da questo lato il signor Piero, dai soliti accoglienti con i soldi degli altri. Allora, vorrei parlare di diritti per nascita dei cittadini contribuenti, del motivo per cui sono felice dello sgombero, vari diritti troppo spesso calpestati, il diritto e il decoro alla pulizia, quello di frequentare qualsiasi zona della città ogni ora, in sicurezza e tranquillità, il diritto di non subire molestie o violenze di ogni tipo, di andare al supermercato senza che fuori di questo ci sia il solito accattone, dice Piero, il diritto di far festa la sera senza risse, aggressioni o molestie alle donne, eccetera. Il diritto a una giustizia giusta, il cittadino ha molti più diritti dice del barbaro invasore, vabbè, che delle nostre regole se ne frega, così si esprime il nostro telespettatore, insomma in modo piuttosto forte, però esprime tutta una serie di diritti che secondo il signore sono violati, erano violati finché rimaneva quella situazione del Silos. Vabbè, per quanto riguarda il Silos, ieri facciamo una sintesi, è stato sgomberato quel rudere. In sostanza le attività sono state coordinate dal sindaco, quindi automaticamente anche dalla prefettura, gli occupanti sono stati trasferiti nelle strutture del sistema nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e l'assistenza. Il sindaco, ricordo che firmò un'ordinanza per lo sgombero, notificando ovviamente sia la prefettura che la questura, atto dovuto per istituire decoro e sicurezza per questa bella città, ma anche tutelando gli occupanti di quel sito ormai che è occupato da anni. Cittadini e politici reclamavano lo sgombero, eccolo che è arrivato. Quindi si diceva che l'opposizione, i politici, i cittadini volevano lo sgombero di quel sito, è stato sgomberato, quindi si vedrà
cosa accadrà adesso. Intanto tutti gli occupanti che erano all'interno del Silos sono stati trasferiti in altre regioni, in altri centri di accoglienza. Poi vedremo per quanto riguarda il Campo Sacro, che arriveremo per i prossimi che arriveranno senz'altro, una parte al Campo Sacro, quindi a Prosecco, ma non oltre un'ottantina di immigrati o clandestini, chiamiamoli come vogliamo. Quindi teniamo conto anche di quello che è accaduto negli anni. L'immigrazione chiaramente diciamo, è interconnessa direttamente con la sicurezza, perché gli immigrati che vivono di ozio per strada, non sanno cosa fare, quindi l'ozio è pericoloso per i giovani e soprattutto per quanto riguarda gli immigrati. Quindi automaticamente è necessario che in Italia arrivino migranti, chiamiamolo anche clandestini, ma decidono le leggi italiane, ma non decidono gli scafisti oppure chi trasporta gli immigrati da altri stati a Trieste, quindi trafficanti di esseri umani. Quindi in Italia arriveranno non per villeggiare, ma semplicemente per dare una mano alla nostra società, occupandolo. Quindi in Italia non credo che possa arrivare anche il fattore attrazione, quindi chi arriva in Italia ha capito che tutto diciamo dovuto, tutto è possibile nel nostro paese, perché hanno questa convinzione. Vi è comunque un fattore di attrazione, ma non si fermano quando attraversano la rotta balcanica in Croazia o in Slovenia, ma vengono in Italia perché sanno che in Italia mi pare che tutto sia possibile e tutto sia dovuto, ma non va bene così. Io ricordo che nel 2011, quando il sindaco di Piazza lasciò l'amministrazione per la scadenza del mandato, arrivò un'altra, la politica di sinistra che aveva vinto. Alla fine però è anche vero che il sindaco di Piazza lasciò 50 migranti sul territorio che noi assistavamo. Al rientro del sindaco di Piazza nel 2016 nel 2016 si ritrovò oltre 1000 migranti a cui assistevamo. Quindi allora, intanto c'è il nostro Marco Englaro, che salutiamo, che ci invia una vignetta, ironizza un po' sullo sgombero, detto sì, anche sgombro del Silos. Eccola qui la vignetta, la possiamo vedere. Sì, perfetto, Gordinami e sgombro del Silos con il pesce, insomma, va bene. Questa è la vignetta, lo ringraziamo. Mentre Claudio Visintin voleva anche una risposta, se possibile, sulla riqualificazione di lapidi, cipi a San Giusto. Interessa in modo particolare. Ha parlato anche del 112, sì, del 112 sì. E quindi il 112 è una fase sperimentale che attraverso la videochiamata e la geolocalizzazione per quanto riguarda il luogo dove raggiungere la chiamata, l'occorrenza per quanto riguarda per soccorrere il malcapitato. Quindi in questa fase è una fase sperimentale con videochiamata e geolocalizzazione, quindi è gratificante il fatto che in Italia questa iniziativa, siamo primi in Italia per efficienza e quindi in fase di sperimentazione. Ricordo che nel mese di febbraio i prefetti della regione a Trieste, dove in questa riunione partecipò anche l'assessore Riccardo Riccardi, illustrarono in effetti la videochiamata e la geolocalizzazione per quanto riguarda il 112. Quindi un passo avanti importante. Trieste la regione per quanto riguarda questa regione, per quanto riguarda i soccorsi, il 112, eccetera, gli ospedali, la sanità, io credo che è importante, perché chi ha viaggiato, io ho viaggiato abbastanza per quanto riguarda alcune regioni, e direi che Trieste e la regione siamo diciamo
a buon punto, nel senso che tra le migliori regioni per quanto riguarda la sanità. Tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, ma io credo che siamo a buon punto rispetto a tante altre regioni. Allora, invece per quanto riguarda l'API 10 a San Giusto, riqualificazione, chiede Claudio se sarà possibile, non so se è in programma qualche Mi riferito a cosa, chiedo scusa? Ai cipi e alle lapidi di San Giusto, sul sì. Colle di San Giusto, se c'è la possibilità di Sì, è tutto già programmato per quanto riguarda anche le associazioni di cui io faccio parte, le associazioni dell'UNSI e delle Cravatte Rosse, e stiamo procedendo anche grazie agli assessori competenti per quanto riguarda arricchire il Colle di San Giusto. Io ricordo adesso, per quanto riguarda il raduno che c'è stato 20 giorni fa, i raduni di Assofante, abbiamo arricchito il Colle di San Giusto, ma tante altre strutture per migliorare quel raduno importante che purtroppo per fortuna è riuscito molto bene. Io credo che alla fine questa città, Trieste, anche per quanto riguarda alcune manifestazioni, alcuni eventi importanti, è sempre in pole position, ha avuto sempre successo. Adesso arriverà il Papa fra poche settimane, fra 2 settimane, quindi prima ancora vi è stata ancora altre manifestazioni, altri eventi per quanto riguarda Piazza Unità ed altro, e diciamo che Trieste attrae moltissimo eventi di un certo tipo, importanti, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ricordo che tra l'altro da uno studio americano è uscito fuori in sostanza su un giornale, su una ricerca, su uno studio, che Trieste è tra le 25 città più belle del mondo. Allora, una telefonata, la sentiamo subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Buongiorno Gino. Vorrei proporre anche all'ospite un problema che ho già proposto al consigliere Pasino, ed è questo, che il codice attuale della strada prevede che i posteggi a pagamento non devono essere ubicati nell'ambito del sito stradale, ma in aree adiacenti. Qua a Trieste e anche in altre città sicuramente, invece questo regolamento, questa legge non è rispettata, e quindi addirittura il Comune ha dato in concessione aree che, stando alla legge, non dovrebbero essere possibile darle in concessione per questo servizio. Quindi volevo che qualcuno mi desse una risposta valida su questo problema, che è un problema di legge. Grazie e buongiorno. Grazie a lei Gino e buona giornata. Non ho ben sentito male. Allora, il codice della strada dice, il signor Gino dice che il parcheggio a pagamento non può essere posto sul sito stradale, ma dovrebbe essere messo in aree adiacenti, così sostiene Gino. Andremo magari a verificare nel codice della strada se c'è questa norma, perché io so che in tutte le città comunque ci sono i parcheggi a pagamento sulla strada, però probabilmente è anche una questione di quantità, no? Di percentuale di posti liberi con i posti a pagamento. Facciamo una sintesi per quanto riguarda i parcheggi in questa città. Abbiamo circa 6.500 posti in città e sulle rive a pagamento, circa 500 con stalli con strisce bianche, quindi a disposizione dei cittadini liberi, dove non si paga, più 300 stalli carico e scarico per le merci. Ogni volta comunque circa 300, e ogni volta c'è il problema che in certe strade i cittadini, alcuni cittadini protestano perché si sottraggono i vari posti con le strisce bianche, oppure i stalli bianchi, oppure con gli stalli azzurri. Quindi vi sono molto spesso delle segnalazioni, delle proteste. Poi per quanto riguarda la città come la nostra, perché bisogna ricordare che è anche una città turistica grazie al sindaco di Piazza, ma anche alla presidente Serracchiani, che insieme nel 2016 in perfetta sintonia hanno promosso si sono dati da fare per il riconoscimento per Trieste città
città turistica. Ha ricevuto questo riconoscimento, quindi è strategico dotarsi di parcheggi, quindi automaticamente succede cosa? Con i parcheggi adeguati c'è più per migliorare la vivibilità, l'economia locale, ma anche favorire il turismo, persone che arrivano su Trieste, e quindi creare più parcheggi possibili. È anche vero che per quanto riguarda le rive è necessario qualcuno afferma di liberare le rive dai parcheggi attualmente, però prima di liberare i parcheggi dalle rive di questa città di fronte a Piazza Unità andando in giù, è necessario però creare altri parcheggi. Per adesso si parla del mercato ortofrutticolo che si libererà, spero quanto prima, e ci saranno 1200 posti sotterranei, e quindi a quel punto si può anche sgomberare i parcheggi dalle rive. Dopodiché, per quanto riguarda ancora i parcheggi e la sistemazione di tante auto, abbiamo il Molo Quarto che sarà eliminato, come in via già in parte si sta eliminando. In più si creeranno 2 parcheggi all'interno del Porto Vecchio. E basta, questo per quanto riguarda la sistemazione delle auto. Questa dovrebbe essere la sistemazione dei parcheggi. E poi è stata abbandonata l'ipotesi per quanto riguarda un altro parcheggio davanti alla stazione marittima, anch'esso sotterraneo, quindi questa ipotesi era un po' gravosa. Questa tramonta, allora. Sì. Per rispondere anche a Gino, leggiamo appunto che l'articolo 7 del Codice della Strada, precisamente al comma 8, prevede che i comuni devono delimitare le aree a pagamento nelle strisce blu, mentre nelle strisce bianche ovviamente si può parcheggiare senza pagare. Le strisce blu devono essere posizionate ai margini della carreggiata e non ostacolare lo scorrimento del traffico, tutto qui. Certo. Quindi non capiamo insomma quale sia la difficoltà, perché a Trieste in effetti è così. Poi le strisce blu in alcune circostanze possono essere anche posizionate sui marciapiedi e in altre aree. Altra regola importante del Codice della Strada riguarda la prossimità che deve esserci tra strisce blu e aree di parcheggio gratuite, con alcune eccezioni che riguardano le zone a traffico limitato, quindi la vicinanza insomma di strisce blu e strisce bianche, forse si riferiva a questo il signor Gino. Sì, però intanto adesso qua segnato a Trieste vi sono 12 parcheggi ben forniti, quindi Foro Ulpiano, San Giacomo, Ospedale Maggiore, Cattinara, San Giusto, Rive, parcheggio a Bovedo, 400 posti, Miramare, Molo Quarto, il Silos, dove purtroppo molto spesso ci lamentiamo, anche il sindaco, che non è sempre occupato perché vi era un certo timore di parcheggiare all'interno del Silos, quindi abbiamo anche là circa 1000 parcheggi ed è quasi sempre non pieno, anzi semivuoto, perché Piazza Libertà sappiamo che è una zona un po' da controllare un po' di più, quindi di parcheggiare all'interno del Silos uno ci pensa 2 volte. E poi c'è il Giulia, per quanto riguarda qualche settimana fa fu pubblicato il fatto che all'interno del parcheggio del Giulia in via con 50 euro al mese si può affittare un mese mensilmente, quindi 50 euro. Poi se fai tutto l'anno c'è uno sconto ancora di più, quindi sarà non più 50 ma 35 se non sbaglio, mese. Quindi o un mese o tutto l'anno. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno? C'è qualcuno in linea? Non so se riusciamo a dialogare con il nostro telespettatore o telespettatrice. Buongiorno. Allora no, lo rinvitiamo magari a richiamarci, forse è caduta la linea oppure non riesce a sentirci attraverso il telefono. Ci scrive Nevio: buongiorno, sveglia Trieste, ma il modo di governare Trieste con un tram di Opicina fermo da anni, il ponte sul canale Ponte Rosso, lavori eterni, piscina terapeutica, solo bla bla, dice signor Nevio, città piena di buche, fontane senza acqua e senza servizi igienici. Dobbiamo ringraziare solo il nostro Signore che fa piovere per pulire la città dall'urina dei cani. Insomma, vabbè, è una situazione così catastrofica quella che disegna Nevio, però insomma fa delle domande ben precise, no, su opere incompiute.
Per quanto riguarda alcune critiche, alcune manifestazioni del signore che ha appena detto, il tram ad esempio, il tram è chiaro, non c'è la volontà del sindaco o di questa maggioranza di tenere bloccato il tram dipende dall'ex Ustif, che adesso non mi ricordo, si è spostato da Venezia a Roma, quindi si aspetta l'ok di questo ente, Ustif a proposito, appunto, per dare inizio alla circolazione, al movimento del tram. È stato fatto di tutto. Quando era quasi tutto pronto è venuto fuori che era necessario comporre un regolamento per quanto riguarda il tram di Opicina. Quindi a questo regolamento bisogna entrare in sintonia, comporre in sintonia con la regione, col TS Trasporti, col comune, mettersi insieme e preparare questo regolamento. Ovviamente si sta aspettando, ma non c'è la volontà del sindaco. Ricordo che il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, voleva iniziare i lavori, ha sollecitato l'ex Ustif per quanto riguarda l'avvio dei lavori e quindi quanto prima completare tutto per mettere in moto il tram, ma fu querelato perché qualcuno si era offeso che il sindaco aveva troppo insistito e fu querelato. Per fortuna poi la causa ha vinto il sindaco, ma alla fine non c'è la volontà di questa amministrazione di tenere fermo il tram di Opicina, che poi tra le altre cose io vorrei vedere quando tutto sarà finito, che il tram sarà pronto per andare su e giù, vorrei vedere se io non l'ho mai visto né affollato né super affollato. Però è una questione di principio, è vero che è un simbolo per questa città, è vero che è la storia di questa città, però poi vorrei vedere se tutti quelli che i politici soprattutto che si lamentano, non dipende dal singolo, ma vorrei vederli poi circolare sempre, spesso almeno, sul tram di Opicina. Sul tram di Opicina. Ecco. Allora, c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. No, ancora qualche fruscio di sottofondo, vediamo se riusciamo a parlare. Pronto? Buongiorno? No, qualche problema, allora tenteremo di risolverlo, magari comunicando forse con chi ci chiama e invitandoli a richiamare magari fra un attimo. Intanto lo spazio di un po' di pubblicità. Sì, bene, perché no. Allora, rientriamo dalla pubblicità e ringraziamo ancora una volta il consigliere Rescigno per essere qui, che fra l'altro è un po' febbricitante, no? Quindi ha voluto comunque rispettare l'impegno che si era preso. Sì, chiedo scusa perché in effetti ieri avevo un po' di febbre, pensando che non sono molto lucido, capirete, e quindi faccio fatica a rispondere, sono un po' febbricitante, quindi andiamo avanti, comunque vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Riusciamo ad arrivare. Allora, c'è una telefonata in attesa già da prima e la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Buongiorno. Mi sentite? Sì, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno, volevo salutare lei Bucarella, la redazione di Tele4, il gentile ospite e a tutti quanti i telespettatori di Tele4. E io devo dire, signor, lei è una persona che quando diciamo fai tu proprio mi rilassa, mi rende allegro, perché lei diciamo riesce con far passare una situazione catastrofica, la riesce a passare una cosa veramente allegra, divertente. Continui così, anzi invito caldamente a Tele4 che le invitino di più spesso. Perché? Come? Più spesso. Sì. Va bene. Perché? Allora, prendiamo ad esempio il discorso del tram di Opicina. Allora, c'è questa pantomima di cosa potrà fare il sindaco, non si può fare niente, siamo bloccati dalla burocrazia. Allora, noi abbiamo avuto la prova approvata, la prova vivente, che quando qualcosa interessa a questa giunta, come si dice a Trieste, detto e fatto. Vediamo ad esempio i soldi per l'Ovovia, quando diciamo il sindaco si è messo in testa che l'Ovovia deve essere fatta, oggi ha scelto, domani ha trovato i soldi, 50 milioni di euro. Vediamo che quando si trattava di sottrarre alla città di Trieste i 60-70 ettari di zona franca integrale,
lì non c'erano soldi, si è messo in testa un qualcosa ed è riuscito a trovare tra i 50 e i 100 milioni di euro per per fare tutto quel scarabocchio che c'è dentro lì nel Porto Vecchio, no? Adesso voi mi venite a dire che siccome non ci sono dei problemi burocratici, come se ad esempio noi cittadini, diciamo, non siamo vessati della burocrazia, non si può fare niente. Allora questo lo trovo praticamente assurdo. Poi mi si parla di Trieste una bella città turistica, tutto quello che voi determinate si dicono in giro, e poi vogliamo vedere che c'è oltre il 25% della popolazione triestina in uno stato di povertà. La domanda è questa: che cosa fa il comune di Trieste? E poi la ciliegina sulla torta, si parla di città turistica, con le strade che abbiamo in queste determinate condizioni. La invito, resigno, le vada col motorino per 10 minuti, ripeto 10 minuti, in giro per le strade di Trieste, le posso garantire che la prostata la troverà dopo 10 minuti alla gola. E invece vada 20 minuti per le strade di Capodistria e vedrà che lì effettivamente parliamo di un paese progredito. Grazie, buongiorno. Qui vicino. Allora, grazie, buona giornata. E allora, dice signore, le strade sono in cattive condizioni, dopo tutto insomma una serie di argomenti anche forse più pesanti, no? Il 25% di persone in povertà, eccetera. E poi diceva anche quando si vuole i soldi si trovano, quando invece non si vuole realizzare qualcosa si trova la scusa della burocrazia. Un po' questo era il senso, no, del discorso. È vero che gli agguerriti oppositori di questa giunta, di questa amministrazione, sono sempre pronti a criticare, a puntare il dito, ma è anche vero che Trieste insomma negli anni è cambiata, è migliorata, il futuro lo stiamo percorrendo adesso e questo riguarda tanti altri settori. Io qui ho un elenco dove Trieste risulta essere tra le prime città in Italia nella top 10 delle città dove si vive meglio, e potrei fare un elenco per quanto, ad iniziare per la qualità della vita. In 15 anni Trieste è stata tre volte prima in Italia per qualità della vita, per investimenti nel sociale. Queste sono cose pubblicate da Sole 24 Ore. Per quanto riguarda l'ambiente, anche da Legambiente, Sole 24 Ore, terza in Italia per quanto riguarda il sistema nazionale protezione ambientale. Trieste città sostenibile e vivibile per densità di verde pubblico. Ricordo che Trieste è arricchita, esistono 14.000 ettari di verde, quindi ci sono vari settori. Il futuro di Trieste lo stiamo percorrendo adesso, lo stiamo costruendo adesso, quindi è chiaro che in ogni città, anche Trieste, tutto è perfettibile ovviamente, ma ritengo che sia questa città, dopo Venezia, la perla dell'Alto Adriatico. Poi ci possono stare tutte le critiche che vogliamo, ma in realtà bisogna guardare anche quello che scrivono le analisi di giornali come Sole 24 Ore, come Legambiente, degli studi fatti per questa città. Quindi per quanto riguarda altre cose, prima nella classifica nazionale sull'uso dei fondi PNRR, studio della Fondazione, quindi è prima in Italia per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi ottenuti attraverso il PNRR, quindi vi è stato uno studio anche per questo. Trieste è prima in Italia. Poi ripeto, c'è tanto ancora da fare, da perfezionare, ma per chi ha girato e continua a percorrere e girare altre città italiane si accorge che al ritorno, quando rientra a Trieste, come è capitato a me, spesso mi chiedo: meno male che vivo a Trieste, meno male che Trieste è quella che è una città, diciamo, che è amata, non è più sconosciuta come 20 anni fa, dove era, diciamo, molto più grigia, molto più anonima. Infatti mi ricordo che ai tempi, quando io tornavo da mia madre, dai miei amici al sud, perché ovviamente sono della provincia di Salerno, fosse uno che avesse azzeccato: ah, tu sei a Treviso, sei a Trento, no, Trieste. Cioè era praticamente, non si ricordava nessuno. Adesso da diversi anni
Trieste è conosciuta nel paese, ma non solo in Italia, ma anche all'estero. Quindi ci sono tante cose da perfezionare, ma guardiamoci intorno per quanto riguarda le altre città. Tutto è criticabile, tutto è perfettibile, ma io personalmente sono soddisfatto, ma a prescindere dal colore politico che governa questa città o questa regione. Allora, c'è la signora Patrizia che ci scrive: sono contenta che sia stato fatto lo sgombero del silos, mi auguro però che si sia guardato anche negli altri siti frequentati dai migranti in vari edifici in cui si vede la loro presenza e che sono stati anche vandalizzati. Il focus è sempre attento, no? Anche sugli altri edifici, i magazzini del Porto Vecchio dove potrebbero spostarsi. O dove sì, si sposteranno anche da là ovviamente. In qualche posto si sono già spostati. Perché quella zona... Piazza Libertà, parliamoci chiaro, quando un cittadino, un italiano, uno straniero arriva col treno a Trieste si trova Piazza Libertà ridotta in quel modo, persone che sono sedute, sdraiate, fanno i loro bisogni, spesso succede di risse anche in quella zona, cioè quella zona deve essere di impatto, un impatto gradevole per chi arriva a Trieste, sia in automobile sia col treno. È stato sgomberato il silos, si sgombererà anche parte, un numero per fortuna esiguo all'interno del Porto Vecchio. Porto Vecchio è un cantiere, quindi è anche pericoloso, e alloggiare all'interno di siti dentro il Porto Vecchio è anche pericoloso. Quindi si vedrà, si sta voltando pagina, un po' tutti volevamo lo sgombero del silos ed è arrivato. Adesso sarà compito della prefettura coordinare, perché sotto la prefettura la giurisdizione e la gestione degli immigrati. Allora, la signora che conduce la trasmissione Un sabato di serenità, a lei, all'ospite e alla città. Conoscendo un poco la nostra storia, ci scrive Gianni, che vuol dire anche tradizione, mi porta al 1855, quando si apriva il primo asilo comunale a Trieste per accogliere i bambini che a quell'epoca avevano bisogno di latte, di pane, insomma di un aiuto alla famiglia. Una nostra tradizione che ha fatto scuola in Italia, come nel resto i ricreatori, vanto della nostra tradizione. Nella nostra città esistevano prima dei comunali altri asili come quello di via Pallini della comunità penso tedesca, scusate, ma per dare aiuto a quelli che non ce la facevano a pagare è sorto quello comunale, vanto proprio della nostra città. Esempio per l'Italia intera come i ricreatori. Interrompere questa tradizione, secondo il mio modestissimo parere, è un errore enorme. La tradizione la lunghissima della nostra civiltà non deve essere assolutamente cancellata, scrive Gianni. Anch'io ho avuto beneficio tantissimi anni fa, credetemi che erano indispensabili queste strutture, pensateci bene prima di avventurarsi contro la nostra tradizione di grandissima civiltà. Insiste molto sulla tradizione anche sul nostro primato, no? Di aver avuto il primo asilo comunale. Bene ha fatto la Brandi a dissociarsi da questa più che balzana idea, insomma non è d'accordo con la gestione privata di un asilo nido pubblico, dice il signor Gianni. C'è stata qualche crepa anche in maggioranza, no? In sede di commissione su questo argomento. Ieri anch'io ho partecipato a questa commissione, pur non facendo parte della quinta commissione, ho partecipato lo stesso per capire e recepire la delibera più possibile, e quindi parliamo subito che per quanto è stato pubblicizzato, a un certo punto, dopo una discussione della consigliera Brandi, dell'opposizione, ma anche tra di noi, a un certo punto il consigliere Russo Francesco ha posto un quesito, quindi di rinviare questa delibera, visto il discorso che ha fatto la Brandi e visto quanto ci sarebbe da migliorare. Russo ha chiesto il voto per poter rinviare la delibera a una data successiva, quindi non questo Consiglio Comunale di lunedì prossimo, ma al successivo. Quindi non è che la delibera è stata bocciata, è stata accolta la proposta di Francesco Russo, perché in aula
hanno vinto, diciamo, ha vinto l'opposizione e anche la Brandi 8-6. È passata la proposta di Francesco Russo, sì, rinviamo, ma è anche da tener conto che quella riunione di ieri è durata 2 ore e mezza, qualcuno è dovuta andare via perché non ci aspettavamo che durasse 2 ore e mezza, quindi qualche assenza c'è stata e per questo si è andato sotto per quella votazione di rinviare, ma non è che la delibera è stata ieri modificata o ieri bocciata, quindi quello che sarà una nuova discussione, magari quello che c'è da migliorare la miglioriamo e non si parla di privatizzazione, ma semplicemente di concessione, che è un'altra cosa. Ricordiamoci che abbiamo un asilo, avremo a breve un asilo in più con 66 posti e devono essere contenti, come tutti noi, tra l'altro, del nuovo asilo. Poi tutto il resto tecnicamente c'è da migliorarlo, studiarlo, eccetera, eccetera. Io, per quanto riguarda tutto il resto, mi dispiace che per la Brandi poi ha preso una posizione un po', perché è vero che è già stato assessore all'educazione, però diciamo per i 18 asili che sosteniamo, che abbiamo, che curiamo, non vi sono privatizzazione, ma solo concessione e convenzione. Sono 180 posti che abbiamo in convenzione con altri asili privati. Basta, direi che questo è il senso. Parleremo ancora di questa delibera, tra l'altro. Se ne parlerà ancora molto, sicuramente. Ne parleremo, la miglioreremo, dovrà essere certamente ripresa, non è stato un voto che ha bocciato la delibera, ma vi è stato un voto per quanto riguarda il rinvio alla settimana prossima, o fra 2 settimane, di questa delibera. Quindi non vi è bocciatura. La maggioranza sicuramente andrà compatta e la delibera passerà. Allora, la signora Elisabetta ha detto, scrive, si è documentata, vi informo che le mucillagini si estendono addirittura in Croazia, lo dicevamo, tutto l'Alto Adriatico, da una parte e dall'altra, fino a Legnano, ma addirittura anche più giù, signora. Non rimangono che le piscine per rinfrescarsi con quest'affa, dice, buon bagno, grazie Elisabetta. Poi invece la signora Barbara ci scrive, buongiorno consigliere Rescigno, vorrei porle 2 domande. La prima, è vero che è possibile richiedere il passaporto in ufficio postale? E la seconda, se fra qualche anno volessi vendere la mia casa, che attualmente non è green, potrei farlo o mi verrebbe impedita la vendita per mancanza dei requisiti di sostenibilità ambientale? Questo è un tema che spunta fuori spesso nelle domande dei nostri telespettatori, una preoccupazione per quelle che saranno le norme europee, no? Grazie mille e buona giornata. Grazie a lei Barbara, perché sono 2 temi sicuramente molto interessanti. Sì, allora per quanto riguarda il passaporto, dopo che vi è stato un accordo fra le poste italiane e il Ministero degli Interni, adesso è possibile richiedere il passaporto anche presso gli uffici postali, che sono oltre 300 sparsi in tutta la regione, con un costo di circa 120 euro. Quindi da luglio tutti i cittadini possono richiedere il passaporto non solo in questura ma anche presso poste italiane. Questa è una novità, vi è stato un accordo fra poste italiane e Ministero degli Interni, quindi è veritiero quello che diceva la signora che ha fatto la mail. L'altra cosa riguardava le case green. Sì, che non potrebbe vendere se non è green, ha detto. Cosa potete dire? Sì, esatto, perché okay. Teme le nuove normative europee che costringeranno i possessori di case ad adeguare le proprie case alle normative green, no? Cosiddette, per quanto riguarda le case green non si fa altro che sostenere l'edilizia sostenibile, quindi entro una certa data, si parla del 2030, ma mi pare che slitterà anche oltre. Vi saranno nuove classificazioni degli edifici, delle residenze, dei condomini, quindi si parte dal tipo A e così a scalare, quelli sono esenti dall'obbligo delle case green, luoghi di culto, siti militari e palazzi storici. Quindi è anche vero quello che ha detto la signora nella mail, se io ho un appartamento che voglio vendere
fra 5 anni ad esempio ho un appartamento che voglio vendere o affittare a degli studenti magari un appartamento vuoto, non posso né venderlo né affittarlo, perché per vendere o affittarlo devo avere il certificato green. Ecco, quindi penso che la nuova Europa che adesso sta per governare cambierà qualcosa in modo da non mettere in imbarazzo molti cittadini italiani. Ricordo che l'85%, il 90% anche degli edifici, delle residenze, dei condomini sparsi in tutta Italia sono stati costruiti dall'inizio degli anni 60 fino al 1990, quindi ci sono milioni di persone, centinaia di migliaia di appartamenti, di residenze che dovrebbero essere messi a posto secondo le direttive dell'Europea, ma è anche vero, quello che io dico spesso, che si mettono a rischio milioni di famiglie italiane, perché è vero che chi se lo può permettere creerà, aggiusterà tutto quello che riguarda le direttive europee per le case green, ma è anche vero che ci sono milioni di famiglie, per quanto concerne il ceto medio, che stentano ad arrivare a fine mese, perché si deve pensare prima a cosa? Mutui, bollette, mantenimento per i figli, le spese mediche, preparare la tavola e tanto altro. Io credo che la fine del mese abbia più importanza dell'ipotetica fine del mondo. Ecco, questo quindi sì, ma in effetti perché così mi sembra che arrivi la fine del mondo, ma tanta gente non può esserci. La misura, no? La giusta misura alle esatto, varie non cose. può esserci, perché quanto costa rendere una casa, un condominio, un appartamento green? Sono spese piuttosto si parte da 20.000 euro, certo. 10.000 in su, ma in su, se fossimo tutti commissari europei, allora la facciamo in 2 mesi, ma tutti quanti abbiamo uno stipendio normale, possibilità, no? Non c'è la possibilità. Certo. Egregio consigliere, scrive Luisa, chiedo gentilmente se non sia possibile prevedere qualche agevolazione per i residenti del Borgo Teresiano che non possono più parcheggiare in Molo Quarto, ma sono costretti a trasferirsi nel parcheggio del Silos, notevolmente più costoso di quello del Molo Quarto, dice Luisa. Sì, allora come ho detto prima, i parcheggi del Molo Quarto è chiuso ormai, e quindi si creeranno 2 parcheggi all'interno del Porto Vecchio. Per quanto riguarda il Silos costa un po' di più, quindi non dipende dal sottoscritto dal comune, quindi può no, per i parcheggi, dicevo prima, c'è tutto, abbiamo 12 parcheggi sparsi in città, quello meno utilizzato è quello del Silos, quindi costerà di più. Quanto costerà di più? Non ne ho idea, perché non ho mai parcheggiato all'interno però è anche vero che all'interno di quella zona il comune ha acquisito via Flavio Gioia dalle ferrovie, e c'è un progetto di riqualificazione di quella strada, di quell'area. Infatti, se non vado errato, proprio ieri sentivo parlare, per quanto riguarda creare parcheggi all'interno delle vicinanze di via Flavio Gioia, quindi anche vicino al Silos, spostare i taxi da dove sono adesso, dalla parte destra, guardando la stazione dove sappiamo tutti, spostarli nella parte di via Flavio Gioia, più una riqualificazione totale di quella strada, ovvero via Flavio Gioia. Quindi per quanto riguarda i parcheggi, qui potrebbe arrivare qualche novità, insomma, sì, ma avevo dimenticato la questione di via Flavio Gioia, quindi anche la si sta costruendo. Ne ha parlato l'assessore Lodi proprio nel nostro telegiornale di ieri. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? C'è ancora una telefonata. Lucarella, sono Silva da Monfalcone. Silva, buongiorno. Volevo una risposta lampo del suo ospite. Allora, lei deve vedere a Monfalcone come sono ridotte certe case ATER. Mi dica come farà l'ATER a mettere a posto con le leggi europee tutti gli appartamenti, o dovrà sfrattare tutti gli inquilini, visto che non si possono affittare, oppure non lo so. Se mi dà una risposta possibilmente esauriente senza cambiare argomento. Grazie, weekend Silva. a tutti e due. Buona giornata, buon weekend anche a lei. Allora, il signor diceva, parlava di Monfalcone. Di Monfalcone, ATER, sì. ma mettere a posto nel senso che diventano green, verdi, sostenibili, o mettere a posto in che senso? Perché dovrebbero essere appunto tutte adeguate, se riguarda la questione, ATER, no? Se riguarda la questione delle case green, è chiaro che in questo momento traballa un po'
la direttiva europea, quindi creare delle case green che sono costose, quindi costose anche per le regioni, per i comuni. Se invece la signora intende mettere a posto nel senso di manutenzione ordinarie o straordinarie, quindi questo fa capo anche alla regione, non solo all'Ater, ma noi siamo a Trieste, siamo più aggiornati, sono più aggiornati per quanto riguarda gli appartamenti di Trieste. Ci sono alcune centinaia di appartamenti dell'Ater triestino vuote che devono essere messi a posto. Per quanto riguarda Monfalcone non posso essere aggiornato perché con Monfalcone non ho diciamo, mai avuto a che fare con gli appartamenti dell'Ater siti in Monfalcone. Però se si riferisce alle case green è compito e a cura dell'Ater, non certamente della persona che abita, della famiglia che abita all'interno delle case Ater. E anche questo insomma, sarà un capitolo che si aprirà poi quando ci saranno delle norme più certe. Allora grazie a Vincenzo Rescigno per essere stato con noi, torni presto a trovarci. Sì, adesso subito prenderò un'aspirina al più presto. Un'aspirina subito vedremo. Buon fine settimana. Grazie altrettanto e saluto tutti i telespettatori. Buongiorno a tutti. Grazie ancora di essere stato con noi questa mattina. Grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Allora, bentornati in diretta e come vi avevo annunciato, ho visto anche il grande successo che ha avuto l'ultima volta con Marco Stabile, è tornato a trovarci Alessio Colautti. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti, buon sabato. Ma non c'è solo Alessio Colautti, c'è anche la sua fisarmonica, attenzione. Con una chiara richiesta che mi è arrivata da Claudio e Graziella Visintin, devo farti cantare. Mi devi far cantare. Questo è il mio obiettivo, devo farti cantare. Vedremo se ce la farai, insomma, non lo so. Farò come il maestro Pregadio alla corrida. Alla corrida, sì, benissimo, il livello è quello, insomma. No, volevo dire questo. Non volevo dire questo, ma devo farti cantare, questo è l'obiettivo. Ti preparo subito, insomma, bene, quindi ottimo. Il livello, forse ti pentirai di aver accettato questa sfida, non lo so, mai. Scherzo. Ho fatto cantare anche Bosazzi, quindi insomma. Vabbè, allora dai. Che poi Bosazzi è un ottimo interprete. Lui canta molto bene. Sì, lo sappiamo Bosazzi, bene, bravo, insomma, si è esibito da poco. L'abbiamo sentito, l'abbiamo visto in occasione del suo compleanno. Certo, genetliaco tondo. Insomma, quindi. No, se l'è cavata più che egregiamente. Altro che. Anche altro perché con che, canzoni di Frank Sinatra ha una bellissima voce. È un vero crooner. E non ha fatto solo quella, no? Poi ha fatto una scelta molto particolare. Sì, molto ampia, molto particolare. Molto ampia. Allora, ieri invece tu ti sei esibito, l'altro ieri, nell'Acqua Cheta, questa operetta all'interno del Festival dell'Operetta. L'operetta che inaugura il Festival dell'Operetta 2024 al Teatro Rossetti, con ottimo successo di pubblico. Sì, nonostante l'altra sera ci fosse quella sciagurata partita dell'Italia. Però chi è venuto non si è pentito di essere venuto la sera. Ci ha guadagnato. Anche gli esperti di calcio dicono sì, questo. Credo proprio di sì, ma comunque noi ci siamo molto divertiti, il pubblico ha risposto molto molto bene, pur non essendo l'Acqua Cheta uno dei titoli di maggiore fruizione del pubblico. Mancava da tanto tempo. Mancava da quasi 40 anni, però è un capolavoro tipicamente italiano, con delle sonorità proprio italiane, molto quasi tra cavalleria rusticana, qualcosa di bohème, c'è anche un interludio, quindi un intermezzo musicale come in cavalleria rusticana. Non ci siamo fatti mancare niente, con la FVG Orchestra diretta da Romolo Gessi, naturalmente tutti sotto la guida del grande Andrea Binetti, produzione Associazione Internazionale dell'Operetta, con un cast che mira a diventare il cast fisso dell'Operetta Trieste, perché poi lo riproporremo con Vedova Allegra il 20 di luglio a San Giusto, quindi tutte persone di Trieste, Marzia Postogna, Gualtiero Giorgini, Ilaria Zanetti, Andrea Binetti, l'ho detto, Giacomo Seguglia, Francesco Cozzi, il sottoscritto, insomma tutto un made in Trieste. Una bella banda made in Trieste, sì, dai, diciamo così. Una banda assortita. Una banda assortita. Allora, abbiamo subito una telefonata, poi parliamo anche della stagione, insomma, del seguito della stagione. Allora, buongiorno, chi è in linea con noi?
Ciao Loretta, sono Silvio Cantarino. Non potevi mancare. Buongiorno. Silvio Cantarino. Buongiorno, volevo salutare il grande amico che l'ho anche conosciuto con la ginnastica. Sì, come no, come no. Grande, meraviglioso cantante e la portata la ginnastica perfino all'Arefolo. Sì, esatto, sì. Volevo tanto salutarlo. Grazie. E una piccola canzone della Vedova Allegra. Della Vedova Allegra. Orca. Con la canzone proverò, se no che tocca venire il 20 di luglio a San Giusto. Già. No, un piccolo tocco. Va bene? Bene. Okay. Sì. Va bene. Grazie. Ma la canta ma la fa lei? La canta lei, Silvio? Cincilla, mordi, rosicchia e divora, tormenta pur chi ti vuol bene, di così sono le sue catene. Oh cincilla, mordi, rosicchia e divora, tormenta pur chi ti vuol bene, le sue catene son fatte di fior. Complimenti! Bravo Silvio, bravissimo, grazie. Un grande saluto. Un abbraccio. Un abbraccio a Silvio. Ci deve essere stata un po' di confusione perché questa è dall'operetta Cincillà, ovviamente, esatto, che il prossimo anno, 2025, festeggia 100 anni dalla composizione, quindi chissà mai che il Festival dell'Operetta non... preparando qualcosa, chi lo sa, non si può dire, non si sa, quello che bolle in pentola è tutto... Intanto godiamoci questa stagione che è piuttosto intensa. È bella, no? Che cosa si prevede? Poi abbiamo una Vedova Allegra, anzi Sogno di un valzer, andiamo in ordine temporale, al Castello di San Giusto il 20 di luglio, Ti racconto la Vedova Allegra, il 16 di luglio, quindi il sabato prima, la settimana prima, al Teatro Verdi, Sogno di un valzer con Ariella Reggio, come si chiama, Daniela Mazzuccato, Andrea Binetti, Selma Pasternak, il nostro tenore russo Yuri Katan. E poi avremo il 7, 10 e 11 di agosto al Teatro Verdi la Contessa Maritza con Anna Petricevic, Andrea Binetti, il sottoscritto, Gualtiera Giorgini e molti altri ancora, perché è un cast bello pieno, nutrito. Bene, insomma, davvero una bella stagione. Non male. Allora, arrivano ringraziamenti, dunque, signor Colautti, grazie di esistere, Renata, cioè proprio addirittura... siamo già al fanatismo proprio. Siamo proprio davvero al troppo fanatismo. gentile, grazie. Sono carini, insomma, stavo leggendo così le mail che arrivano e ci sono tanti ringraziamenti proprio per la musica, che dobbiamo fare. Allora a questo punto dobbiamo fare, assolutamente. E la veccia dell'appalto, aveva un bel galletto, che col canta sera al becco le fa tutte innamorare, che col canta il becco le fa tutte innamorar, e che col canta al verzi becco le fa tutte innamorar. Amici beviam, almeno questo dovresti dire. Amici beviam. Sì, amici beviam. Amici beviam. Sì, c'è qualche ripasso da fare. La gallina con due teste, mi l'ago vista svolazzar, sore colli del Trieste, la labarda sventolar, qua se magna, qua se bevi, qua se vive in abbondanza, pasta asciutta non ne manca, e viva la e po' e viva la e po'. E questo è il motto Triestin, che la va di ben, che la va di mal, sempre allegri ma il passion, viva la e po'. Bene.
Bene, dai. Ci lasci il curriculum e le faremo sapere. Le faremo sapere. Prima di Natale le faremo sapere. Prima di Natale, mi Sì, è la raccomando, classica formula di solito. Sì, si dice così, no? Sì, può essere gennaio come può essere ottobre, però prima di Natale prima o poi, insomma. Certo, non dicono di quale Natale, poi per sicurezza. È una formula educata, sì, diciamo così, per dire, cortese. Guardi, avanti il prossimo. Va bene, ok, va bene così, grazie, avanti il prossimo. Allora, ieri invece avete cantato, insomma, e vi siete esibiti in questa opera tutta italiana, no? Proprio sì, è del 20 di super... Giuseppe Pietri, basata su una novella su una commedia di Augusto Novelli, quindi proprio tutto made in Italy. E si sente, innanzitutto lo si sente dai versi delle arie, non è una traduzione, non è una versione ritmica dal tedesco piuttosto che dall'ungherese, no? È proprio puramente italiana e si sente come la parola cade perfettamente sulla metrica musicale. E di ambientazione anche agreste, popolare, no? popolare fiorentina, siamo intorno a Firenze, esatto, nel 20. Sì, io me la sono cavata perché ero l'unico a non dover avere l'accento fiorentino, perché io ho interpretato Alfredo Seduti, fotoreporter del Fiera Mosca di Torino. Però con l'accento piemontese. Boia Faust. Ci sei riuscito bene. Mi sono divertito molto. Boia Faust. Gli altri invece dovrebbero parlare tutti toscano, con qualche la cavalla, il cassettone. Aiuto, sì. Poi fiorentino è la culla della nostra lingua, quindi insomma hanno avuto loro da fare. Particolarmente bene, è stata apprezzata, insomma, dal pubblico. Molto, una grande soddisfazione. Sì. Un inizio coi fiocchi, per il Festival dell'Operetta. Ci stava assolutamente. Poi proseguirete anche con, adesso il signor Silvio citava la Vedova Allegra, in realtà però poi ci ha cantato Cincillano. Basta che sia operetta, va bene. Basta che sia operetta, va bene. C'è ancora questo grande rapporto del pubblico, no? Sì, molto, ma avete anche tanti turisti però, no? Sì, che vengono a vedervi. Poi con navi da crociera, poi i volantini vengono distribuiti negli alberghi, è un marchio riconoscibile, no? Identificabile con Trieste, quello dell'operetta, quindi vale anche come marchio di fabbrica triestino. Mi dicono che dobbiamo andare in pubblicità, la stavo già dimenticando. No, mai dimenticare allora, la guai, pubblicità. Assolutamente, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia di Alessio Colautti, qui con noi con la sua fisarmonica, con la sua musica, quindi se avete anche delle particolari richieste potete inviarcele attraverso la mail oppure chiamandoci qui in diretta. Fra pochissimo. Rieccoci in diretta in compagnia di Alessio Colautti che è qui con noi, nonostante ieri abbia avuto questo spettacolo, insomma avrà fatto anche tardi, immaginiamo. Basta non andare a dormire. Basta non andare direttamente a dormire. Si viene direttamente qua. Si prende la fisarmonica e si viene qui a per quello gli occhiali che nascondono. Ma è strategico, non l'avevo neanche capito, guarda un po'. Allora, signor Colautti, ci scrive sempre Renata, che è una estimatrice, evidentemente, poi dice: tra un paio d'anni, non prima, per non incappare in denunce veneziane, perché non sforna una canzone in dialetto sulle sorelle Adriatica e Audace? No, bisogna stare attenti perché non è che portino proprio benissimo queste due barche, quindi... Però il tram de Opcina, insomma, ma infatti non è che è nato lo dice proprio la canzone si libera di ogni fardello, dichiarato subito. Esatto. Che lo dice subito. Sì, che non è trippa per gatti. E quindi è così. Quindi, a me con questa viene in mente proprio sei mari fossi de Toccio e i monti de Polenta, oi mamma che tocciade, oi mamma che tocciade, sei mari fossi de Toccio e i monti de Polenta, oi mamma che tocciade, polenta e baccalà, perché non m'ami più, la mula de Parenzo l'ha messo su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la vendeva.
vendeva la mula de Parenzo, l'ha messo su bottega, de tutto la vendeva, fora che il baccalà, perché non m'ami più. Grandissimo il nostro Alessio Colautti, e beh, c'è anche la telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cara Laura, ieri sera sono andata a dormire col pensiero della bella operetta che ha fatto partecipato Alessio Colautti. Ah, che bello. Ciao Granzetta, buongiorno. Ciao carissimo, sono andata in letto col tuo pensiero e te vedo stamattina, avanti tutta come dico sempre. Grazie. Carissimo. Tesoro, forza e ci vediamo sempre finché Dio mi dà, magari con 3 gambe, sta bene, ok? Ben fatta, te aspettiamo, mi raccomando. Sempre. Guarda che cos'hai i biglietti per il giardino pubblico, Bene, adesso lo ricorderò, sì, Allora, guai se no. ricordiamo anche questo, bravissima che ci ha ricordato, parliamo del programma allora, grazie mille. Un abbraccio a tutti e due, cara Laura, sempre in gamba anche lei. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio. ciao Granzetta. Un abbraccio, un bacio alla nostra, Granzetta alla nostra perché, amica. Granzetta perché lei si chiama Bartoli di cognome, è di Pirano, e siccome tanti si chiamano Giraldi o Bartola Pirano, ogni famiglia ha il soprannome. Ah, e quindi lei è questo Granzetta suo. di soprannome. Chiarissimo, quindi è bella anche questa tradizione, no? Si portano avanti persone, per distinguere persone le che hanno lo famiglie stesso diverse. cognome, certo. Lei accennava al giardino pubblico, che la stagione Il teatro in giardino, sì, che comincia giovedì 27, benissimo, per 3 giovedì, uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto, grazie alla collaborazione con la cooperativa Bonaventura, Teatro Miela, e la Cappella Underground che porta avanti il cinema estivo dentro il giardino pubblico, e ricavano queste serate teatrali, una il 27 di giugno dal titolo Domani e un'altra estate, sempre con Elisa Colummi e il maestro Marco Balaben al pianoforte. Bellissimo. Una a luglio, il giorno 23, non ricordo, adesso vorrei dire baggianate, dal titolo Sanremo sotto l'ombrellone, e una ad agosto, il 22 di agosto, dal titolo L'operetta incontra il musical, sempre con Elisa vicino a me, il maestro Marco Balaben al pianoforte, e con degli ospiti ovviamente a sorpresa. Per l'operetta incontra il musical non potremo non avere Andrea Binetti con noi, che insomma sarà, sì, assolutamente. passa i 2 testimoni da una parte all'altra. Sono tutti temi davvero di grande richiamo, insomma. No? Sì, Per sono il temi pubblico molto che piacciono di tutte le molto, quindi età, abbiamo bello, scelto bello. apposta, no? Poi Sanremo, scandaglieremo per bene le canzoni di Sanremo che non hanno vinto ma hanno avuto buon successo, che sono tante. Quelle Sono che tante, è vero, non hai sono ragione. andate neanche in finale magari, però hanno... Sono arrivate anche tra le ultime, Esatto, a volte, no? Qualche volta è successo. Vita spericolata Ad di esempio, Vasco è Rossi vero. è arrivato quartultimo, mi pare, qualcosa Sì, del genere. qualcosa del genere, hai Eppure ragione. adesso è una canzone tra le più cantate. Tra le più di grande successo. Certo, è tra vero, le più famose sue. Allora, c'è il nostro amico ormai Marco Englaro che ti saluta e che ci manda la sua vignetta dalla Buccarella Se Alessio, che te le canta, che te le conta, che te le canta. Grazie Marco Englaro per la vignetta. Sono sempre spiritose e sottili, no? Sono carine. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Buongiorno a lei. Pronto? Sì, la sentiamo, Sì, buongiorno. sono Alba. Alba. Buongiorno Alba. Carissimo, Alessio, che piacere vederti. Grazie, anche mio. Bronzatissimo, beato te che sei bronzato. Ascolta cosa, mi aspetto sempre che te ne suoni quella della canzone che te sati, no? Se te si ricordi. Certo, non mi dimentico, no? Un piccolo appunto, te membroi, la tua fisarmonica non ha 80 bassi come la mia, allora o 96 o 120, conti me. No, questa che ha 80, posso assicurare. No, perché la mia ha 5 kg dei bassi e questa che ha 6, dove si è diminuite? No, contili.
No, contarli adesso non posso, però mi fido. Comunque è facile che la Gabi 90. La vedo sei più grande, che mi non volevo perché lei era pesante. No. La pesa, sì, non sai mai. Ascolta, allora complimenti, te sono una ragazza fantastica, anche la Laura, e tanti saluti a tutti. Grazie. Alba, grazie. Ciao. Buona giornata. Grazie, buona giornata, ma adesso vogliamo sapere che canzone vuole la signora Alba. Allora, te voglio ben, te me vol tanto ben, una canzone di Teddy Reno molto famosa. Trieste, te voglio ben, te me vol tanto ben, te me vol ben, te me vol tanto ben. E questo ritornello eterno è sempre bello. Devo prepararmi, devo essere pronto a soddisfare questa sua richiesta. Soddisfare la richiesta di Alba, che notava appunto la bronzatura, però, no? Ma magari, non so, forse sì? Forse sono le luci. Forse sono le luci, non so, mi abbronzo sotto le luci. No, mare non l'ho visto ancora. No, a parte che andare al mare, sì, in questi no? giorni si viene fuori abbronzati per forza dal mare. Perché... Più che abbronzati, insomma, sì, un po' spalmati. Tutti accadizzi, sì. Esatto, ma un po' schifo. dicono sia sintomo delle grandi piogge. Sì, dicono ho così, sentito che, insomma, dicono che le abbondanti piogge del mese della prima metà di giugno hanno fatto proliferare queste alghette. Speriamo sia per quello. Resta il fatto che non sia proprio un belveder. No, ecco, non è invitante. Infatti stiamo aspettando la Bora che porti via tutta questa... la Bora netterà. La Bora sarà determinante, così dici oggi anche sul giornale. Insomma, sì? Quindi sì, speriamo. Ma qua Bora non vedo all'orizzonte. No, non si vede tanto, che aveva previsto però. Sì, ieri grande allerta. Grande allerta, però invece niente sono stati tutti sutti. No, più sabbia più che altro. Sabbia, tanta sabbia. Sabbia. Vabbè, è andata forse anche a peggiorare, non so, la situazione. Infatti, no? Ecco. Visto che si parlava del tram, un po' e anche il tram de Occina, grenato disgrazia, venendo per scorcola una casa Garibaltà, e buona de Dio, era giorno del lavoro, e dentro no era che il povero frenador, e da che lavora, che viene e che va, e di che il mondo se Garibaltà, e da che lavora, che viene e che va, e di che il mondo se Garibaltà, e anche le putele se tutte caricate, le tirazolle cottole per mettersi le braghe, le vai in motoscooter tinindosi il cappello, e pare mare fio coppa si misi col martello, pare la Bora che viene e che va, e di che il mondo se Garibaltà, e da che lavora che viene e che va, e di che il mondo se Garibaltà. E un'altra telefonata subito per il nostro Alessio. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Renata. Renata? Mail. Buongiorno signora. Così vi conoscete di persona, benissimo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al dottor Colautti se ci canta quella canzone che cantavano in stadio alla vincita della pallacanestro, quella della se prende una sirena. La marinaresca. La marinaresca. Sì, signora, esatto. Promesso, ma che la faccio verso la fine tra i saluti, se no c'è un problema. Benissimo, sarò ancora qua. Bene, grazie signora. E solo la prego non la mestaghi chiamare dottor Colautti, perché il dottor metti le supposte. Vabbè, fa anche le punture. Alessio va benissimo, grazie. Alessio va benissimo. Grazie, arrivederci. Grazie Renata, simpatica anche la signora Renata, che ringraziamo. Allora dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di oggi, di questa mattina perlomeno, e ci rivediamo subito dopo. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora siamo sempre in compagnia di Alessio Colautti e della sua fisarmonica, di cui mi stava raccontando la storia, che è uno strumento proprio. Sì, ho la fortuna di suonare d'epoca. quasi tutti strumenti d'epoca che hanno almeno 60-70 anni, e questa è fatta in legna di ciliegio, per questo ha questa voce così bella, squillante, anche molto forte. E poi suono una 07, anzi una Pigini da 130 bassi, grande, ho una Settimio Soprani piccolina da 82,
ho la fortuna di avere vari strumenti e tutti li cerco sempre d'epoca, perché all'epoca c'era un uso dei materiali molto diversi. Il ciliegio, ad esempio, come in questo caso. Il ciliegio ha una sonorità molto più particolare, più profonda, no? Più rotonda anche. Questa ha più di 80 anni, no? Quindi è davvero uno strumento meraviglioso. So che volevi anche ricordare gli orari per quanto riguarda la stagione, dicevi, del giardino pubblico, di cui parlava prima Granzetta. Sì, certo. Allora, il giardino pubblico, intanto chiariamo quale giardino pubblico ci sono, si pensa di no, ma a Trieste ci sono vari giardini pubblici. Al giardino pubblico Muzio De Tomasini, quello di Via Giulia, per intenderci, dove c'è lo spazio per il cinema all'aperto, c'è un bellissimo gloriette in ferro battuto, dove tra l'altro Franz Lechar ha diretto la banda del 97° reggimento agli inizi del Novecento, anzi alla fine dell'Ottocento. Lì i biglietti per giovedì 27 giugno si comprano o alla cassa del Teatro Miela ogni giorno dalle 17 alle 19 o direttamente alla cassa del giardino pubblico da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, quindi dalle 20. Gli spettacoli iniziano alle 21. Alle 21, quindi si possono acquistare in questo modo appunto i biglietti. Sì, tra l'altro alle 21 è ancora chiaro come fossero è molto molto chiaro adesso, abbiamo avuto appena il solstizio d'estate, quindi il caldo non... A proposito di caldo, anzi di sole e di notte, guarda la luna come che la cammina, guarda la luna come che la cammina, la passaimo, la passaimo. La passa i monti e il mare e la marina, guarda l'amore cosa mi ha fatto fare, guarda l'amore cosa mi ha fatto fare, ero a dormire, ero a dormire. Ero a dormire, mi ha fatto risvegliare. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua. Che c'è il mio amor, che c'è il mio amor. Che c'è il mio amore che alla fontana aspetta. Bravissimo, grazie. Elisabetta e Luciana ci scrivono che ieri sera erano al Teatro Rossetti a gustarsi l'operetta, sono davvero entusiaste, dicono bravissimi, con tanto entusiasmo, tutti molto bravi. Dico a chi non c'era che ha perso un'occasione per non averla vista, sono proprio un bel complimento. Rimettersi al paro guardando le altre, cioè guardando le prossime, no? Quindi tutta la stagione, insomma, che ormai è ripresa nei canoni tradizionali, no? Finalmente, quindi 4 titoli, una vera e propria stagione dell'operetta finalmente a Trieste. Ne parlavamo spesso, no? quando non c'era qualche difficoltà, invece torna alla grande. A questo proposito devo dire la verità che poi io ho vissuto, diciamo, la renaissance del Festival dell'Operetta in un momento nel quale nessuno credeva nell'investire di nuovo nell'operetta. L'Associazione Internazionale dell'Operetta, che ha come sua prima vocazione quella di promuovere e di riallestire operette di successo, anche in periodi nei quali non era proprio, l'operetta era vista come uno spreco di soldi o comunque una cosa molto difficile da mettere in scena. L'Associazione Internazionale dell'Operetta si è data molto da fare e adesso continua ad essere tra i coorganizzatori di questo festival, e io, grazie all'Associazione Internazionale dell'Operetta, ho avuto modo di lavorare anche con grandi artisti, anche in grandi titoli, a San Giusto, a Gorizia, qui a Trieste, quindi insomma portare l'operetta nei suoni, nei luoghi. Nei suoni dei luoghi, no? È vero, è vero. Allora, c'è una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. 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 Si poteva dire qualcosa, signora Guido?
All'ospite. Sì, prego. Prego, dica pure. Io se volevo dire una cosa all'ospite che sta suonando. Sì, è qui che l'ascolta. Sì, ne volevo dire. Ha cantato la canzone del tram che è vicina. Sì. Ma sei morto, fermo! So. Il sindaco aspetta che fanno viva la via, se poi ci ricorda di metterli in funzione. Sappiamo. Sappiamo delle difficoltà. Dire. Che faccia una canzone per l'Ovovia. Per l'Ovovia, vabbè. Sì, visto che fine che ha fatto i tram, lo faccia anche per l'Ovovia. Va bene. Sarà fatto, ci attiveremo per... Ci attiveremo per fare anche sull'Ovovia, allora va bene, grazie al signore che ha telefonato, vabbè, insomma protestava proprio per la non ripartenza del tram. E ormai insomma, sono 5 anni passati, 6 credo che siano di più, se non mi ricordo male sono addirittura 8 anni. Ecco. Io faccio il calcolo con l'età di mio figlio. Mi fa specie pensare appunto che ragazzini dell'età di tuo figlio o anche un po' più grandi non hanno memoria di un giro nel tram di Opicina. Infatti, quindi questo colpisce, no? Quando ci si pensa. Caspita, è notevole, tante tristemente difficoltà. Notevole purtroppo. È vero. Un'altra telefonata subito, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Sono Nino. Nino, buongiorno. Binetti sono. Ok. Sono il cugino di Andrea, dai. Bene. Alessio, cosa volevo dirti? A parte che ti saluta sempre anche tua cugina. Grazie. Ambra. Grazie. Poi volevo sapere, no? Cosa costano i biglietti in giardino pubblico? 12 euro. Ah, bene. Tra l'altro la mi dà lo spunto perché siamo passati da 16 dell'anno scorso a 12 quest'anno, abbiamo deciso di fare una roba più popolare. Bene. Dai. Comunque bene, dai. Comunque te sono bravo. Grazie. Buongiorno dottoressa Bisarella. Buongiorno anche a lei Nino, grazie di questa precisazione che magari è utile anche per tante altre persone. E tra l'altro per chi vuol farsi invece il carnet, l'abbonamento a tutte e 3 le serate costa 30 euro, quindi 10 a biglietto. Ok Alessio, più che altro anche per vederti ma anche sai il tempo che non vedo Andrea, no? Allora, ecco, ad agosto sarà con me. Andrea Binetti. Ma adesso anche che sei anche come si dice qua in giardino pubblico, che sei detto al 27 ne parlo anche di ieri. Ma il 27 sono me, non sei lui ancora. Vabbè. Anche se vengo qui. Bene. Va bene lo stesso. Alessio, ciao, buona giornata. Grazie altrettanto. E a Bucarella voglio sentire la tua voce. Bravo, appunto. Adesso la faremo sfogare. Nino. Prima della fine la faccio sfogare. Aiuto. No, Nino, grazie. Comunque un saluto, un abbraccio anche al signor Nino, insomma, e a tutta la parentela. Dai. Sì, è bello perché poi veramente io, come uso dire della nostra città, uno la molla, tutti nasa la spuzza, perché è molto pericoloso Trieste. È vero. Infatti è venuto fuori che con Andrea Binetti abbiamo quasi delle parentele insieme. Addirittura, quindi insomma c'è questa vicinanza ci si corre dietro, che non sapevate neanche di avere. No, insomma. per nulla. È venuta dopo. Certo. Allora, un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Ma cosa sei? Non sei in diretta? Sì, siamo in diretta. Signora, buongiorno. Siamo dopo allora. Ma no. Siamo in diretta. Siamo in diretta, signora. No. Ecco, la puoi parlare. Può parlare, signora. Abbassi il volume della sua TV. Che così ci ascolta attraverso il telefono e comprende che siamo in diretta. In realtà c'è una... Ecco, no, peccato, non siamo riusciti a trattenerla. È importante abbassare il volume della televisione perché c'è un piccolo ritardo, diciamo così, certo, no, nella messa in onda, ma siamo rigorosamente in diretta. Certo, possiamo no? dire anche ora sono le 9:44 in questo momento, quindi assolutamente insomma siamo in diretta, quindi invitiamo magari la signora a richiamarci, certo, se ritiene, insomma, se vuole dirci qualcosa. E lei forse? Non lo so, vediamo, c'è un'altra telefonata oppure quella di prima. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, la puoi Prego. fare il finanziere? È il finanziere. Orca miseria, non la go tutta presente, facessi qualche monada, chiedo scusa. Ok, l'hai già fatto la mula di Parenzo? Sì, però posso farvi ancora qualche strofa se la vuoi. Andiamo avanti con la mula. Volentieri, grazie mille. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Grazie mille. Sei mori fossi de Toccio e i monti de Polenta. Oi mamma che tocciade, oi mamma che tocciade. Sei mari fossi de Toccio e i monti de Polenta. Oi mamma che tocciade, polenta e baccalà, perché non m'ami più. La mia amorosa vecchia la tegno de riserva, e quando spunta l'erba, e quando spunta l'erba, la mia amorosa vecchia la tegno de riserva, e quando spunta l'erba la meno a pascolar, perché non m'ami più. Allora, abbiamo un'altra telefonata, vediamo se siamo riusciti a recuperare la signora di prima o se c'è un altro telespettatore. Buongiorno. 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 Buongiorno, volevo parlare con Alessio. È qui perché che io sono ascolta. la sua cliente, adesso ero tanto tempo in ospedale malata e volevo salutarlo. Liliana, buongiorno. Chi sei? Alessio. Alessio, ciao. Come va? Ma abbastanza me, io ero via. Ero quasi 13 mesi ero via di casa. Ma so che ti piace fare villeggiature lunghe. Sa che era là con me? Un vostro, non parente, un conoscente, papà di Viviana Krusic. E Bene. lì ero solo perché avevo da farmi le cure. Ma adesso tutto a posto? Ma ho parlato anche con tua mamma una volta. Bene, ottimo. Come ti è stato? Sta bene? Tutto benissimo, grazie, tutto a posto. Te vedo, sai ben, sa? Grattondo magari ma ben. Boh. Ascolta, mi venirò in teatro con la Morano. Bene, ottimo, vi aspettiamo. Ella è mia amica. Vi aspettiamo. Stiamo attaccate. Vieni a trovarmi, no? Va bene, in pubblico queste avance. Subito così. Come sei Giorgia, ben? Tutto bene, grazie, tutto a posto. Boh, ti ringrazio. Buona giornata. Liliana, buongiorno, grazie della telefonata. Uso improprio del mezzo pubblico. Proprio del mezzo pubblico, ma noi facciamo anche questo. Ma non è mezzo ormai, pubblico il nostro, è un mezzo semipubblico, insomma, semipubblico. Semipubblico e semiprivato. Ma con quello che succede in Parlamento poi è il meno, direi, usare una televisione poi sono per tutti salutarsi. carini, tutti sì, simpatici. No, salutarsi è il meno del anzi, è una bella abitudine salutarsi. Infatti, no? è una cosa che si sta un po' perdendo. Guarda, io abito in una casa con 61 appartamenti, un grattacielo con 2 scale, e vedo che alcune persone in portone non salutano, gente ma neanche non... se li saluti. No, vero? è quello il grave, È quello il grave, perché se ci fosse silenzio capisco, ma se tu saluti e loro non rispondono, è proprio triste, sì, è molto triste. Non è una bella cosa. Io vengo da una cultura più mitteleuropea in questo, per esempio quando si va a camminare per i sentieri in Alto Adige, in Austria, si saluta sempre con un cruscott che non va male a nessuno, va mai male. E si risponde sempre, è una bella abitudine. Anche no? un ciao, insomma, va sì, bene, certo, buongiorno, insomma, certo. se È una cosa molto tranquilla, no? Molto piacevole. Tra chi passeggia nella natura questa abitudine c'è, però esatto. Non sempre, così nella vita di tutti i giorni magari siamo presi da altro. A me succede alle volte che magari qualcuno mi riconosca per strada, sì. E non mi saluta per chi magari non vuole, pensa di disturbarmi, chi non,
Però c'è chi mi riconosce e sorride con quasi povera commiserazione, no? Povero, guarda che lui, ma povero. no, magari è incerto, no? Non sa se salutare, sì, se certo, non salutare, certo, se disturba, mi saluta quasi così con i denti stretti, con il povero, se lui, guarda che roba. Ma ti riconoscono in tanti però, dai. Sì, ma non solo a me, insomma, qui, no? per parecchie per altre persone, miei colleghi, amici, però allora bisogna rompere il ghiaccio noi, no? Si salutano e si rompe il ghiaccio. È vero, si rompe il ghiaccio e poi di solito diventano amici, basta sentire dalle telefonate. È vero, infatti hai ragione. Ne hai tanti di amici che ti vogliono bene qui a Trieste, ma non solo. Sì, per fortuna vuol dire che devo soldi a tante persone, perché di solito quando ti vogliono bene è perché gli devi soldi, quindi ti augurano lunga vita. Credo che non sia per questo, come un vago sospetto, insomma. Esatto, però sai, non si sa mai. Non si sa mai, insomma, sei tanto amato per la musica, per quello che porti, per l'allegria, insomma. Ma sai, come dire, l'incarico, il ruolo che ha chi come me deve far ridere, è un incarico in questi tempi non facilissimo, perché regalare leggerezza, sorrisi, musica in questo periodo non è per nulla scontato e non è per niente facile. Ne parlavo proprio con Andrea Binetti, anche lui ha questa peculiarità, questa missione di regalare molti sorrisi, e non è una cosa proprio semplicissima, viste le notizie dalle quali siamo bombardati. No? Infatti, ci si mette, direbbe il nostro amico e collega Umberto Bosazzi, anche il politicamente corretto, che poi limita, no? Chi vuole far ridere, magari non è facile, non sono tempi facili per chi fa questo Bosazzi la dice giusta, avrà 60 anni per qualcosa. Avrà 60 anni per qualcosa, no? Lo diciamo, l'abbiamo svelato lui lo ormai. Sa, certo. Lui sa, quindi bisogna ascoltarlo. Siccome stiamo lavorando, scrive Roberto, per cambiare il nome di Trieste in Lamento City, si potrebbe fare un inno al nuovo nome. Ma perché mai? Lamento City. Lamento City. Nessun che va però bene. Però è vero, qua, sì, ma a Trieste cose bora, tutti mamma mia quanta bora, mai come sto anno. Quando fa caldo mai caldo come sto anno. Quando piove, tutti sempre che mai visto come sto anno. È vero. Sentiamo che cosa ci racconta il nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Quasi Gianni. Buongiorno Gianni. Volevo salutare tanto il signor Colautti. Buongiorno a lei. Che l'altra volta purtroppo non è arrivato a fare il telefono. È sempre piacevole vederlo per televisione e sentirlo soprattutto. Grazie. Mi sono affezionato a lei come che sono affezionatissimo a Tele4. Qualche volta mia e lei non daremo d'accordo con sto silos, con sta roba, però quello se niente, intendevo del teatro. Sa? Certo, la Tripovic, come no? La Tripovic, sì. La vedremo diversamente, ma quello è bello, vederla diversamente e restare amici. Bravissimo, parole sante. E stimarsi, perché non si può avere sempre la stessa idea. Giusto. Perché anche con mia moglie sono 60 anni che ho festeggiato poco tempo fa eppure che bello, le discordie era diverse volte, perché se due persone diverse se ne pensa diversamente, anche se dopo il traguardo è quello di stare insieme e volersi sempre bene. Lavardi 60 anni mia e mia moglie e siamo sempre insieme e dividiamo tutto, non avremmo mai fatto divisione dei beni, magari non li avevamo neanche. Però grande Gianni, con la sua saggezza. Tutti dicono ma costa i conti, ma mi conta perché mi piace essere leale, mi dico mia e mia moglie che avevamo come pensione perché ella teniva i fioi, perché mi devo pensare sempre che i fioi devi essere seguiti dalla mamma. Sono un poco controcorrente per questo, perché sono anche vecchio, no? Però con 1600 amico del pensione posso essere felice e contento. Ecco. Ben fatta. Sì, non me lagno niente, non domando niente. Non è Lamento City per lei, Gianni, anzi. Ha detto fa questa domanda perché che devo portare via gli altri quando mi do la possibilità di vivere con i miei.
Io ero Saggio. troppo povero. Grande per Gianni. la gente povera. Grandissimo, un abbraccio Gianni. Aveva qualche richiesta forse per Alessio? Mi scusi che l'ho disturbato forse Non un ha po', disturbato Gianni, assolutamente. Ma però mi permetto un abbraccio al signor Colautti. Grazie. E alla signora Bucarella, almeno una stretta de man. Grazie Gianni. Arrivederci, saluti alla moglie. Sì, davvero, a questa bella coppia di 60 anni di matrimonio. Insomma, Stiamo quasi tanti. arrivando, devo mantenere la sì, promessa. La marinaresca, ce l'aspettiamo. Una fresca bavisela incomincia già a soffiar, se ponente sulla vela che se un gusto a bordisar. Te saluto donna mia, vado in barca a panolar, se stanotte stago via non te devi a disperar. Trieste dormi e il mar se muove appena, le stelle brilla e le me fa sognar, se questa notte sciapo una sirena, mi te la voglio domani a regalar, e se stanotte sciapo una sirena, mi te la voglio domani a regalare. Questa per la signora Renata. Mamma, per la signora Renata, per me che apprezzo tantissimo questa canzone, sì, poi nella tua versione in modo particolare, grazie davvero. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura e buongiorno il fantasma dell'opera. Ah, il fantasma dell'opera. Sì, perché una volta se lo vedeva più spesso, adesso il caro Alessio si fa desiderare. Si fa desiderare, e beh, allora lo chiamiamo più spesso, allora dai. Alessio, sei unico. Oh, grazie. Unico. È verissimo, da concordo. Bravo, veramente bravo, ma bravo, un piacere, peccato che la fa solo mezz'ora, un'ora. Me la fatti tutta la giornata, 3-4, dai. C'è tutta la giornata, noi, sì. Fino al TG, dai. Che fatti 5-6 ore. Sì, sarà fatta, provvederemo. Fantastico. Troppo gentile. Mi sa tanto che non lo vedevo, ieri era una volta, ma mi ero per le alze. Go capì. Non sapevo. Al Grand Hotel Catinara. Anche là. Anche là. Dopo in basso, verso città. Go capì. Go capì. 2 mesi. Boh. Signora, come Alessio, si chiama? Bravissimo, complimenti. Come la si chiama che mi ricordo il nome? Giovanna. Bene, Grazie, alla prossima. Mi e lei, Alessio, che abbiamo una roba in comune. Cosa? Lei è nome e mi cognome. Eccoci qua. Benissimo. Bene, ottimo. Grazie mille. Arrivederci. Laura, carissima. Carissima Giovanna. Grazie. Unica anche ella. Grazie cara. No, la so che ho una simpatia per lei e per un altro. Va bene. Buona giornata. Grazie. Un saluto, un abbraccio anche alla signora Giovanna che ci fa chiudere davvero in bellezza questa puntata di Sveglia Trieste. Grazie allora, dell'invito. Ti tocca tornare. Insomma, Sì, devo. Anzi, ci vediamo tutti quanti al Giardino Pubblico giovedì 27, Perfetto. Ma spero avrò occasione di venirlo a promozionare, qui, a raccontarlo. No? Certo, benissimo, e poi ci rivediamo nuovamente ancora su Tele4. Su questi schermi. Grazie Laura, grazie a tutti. Grazie Alessio Colautti, buona giornata a tutti voi.